7 giugno 2015. Il Piemonte piange a San Siro, si arrende in finale alla Lombardia, gli allievi non alzano lo scudetto. 19 aprile 2019. Il Lazio spezza il sogno marchigiano, ancora una volta un tricolore che sfuma. 27 aprile 2023. Scarpette indossate, riscaldamento fatto, è il nostro momento, non si può sbagliare. L'abbiamo attesa per 4 anni questa finale, l'abbiamo attesa per 55 anni Marche e Piemonte, per tornare a cucire sul petto delle proprie casacche questo meraviglioso tricolore. E allora forza ragazzi, adesso il palcoscenico è vostro, bisogna portare a casa lo scudetto, bisogna tornare sul tetto d'Italia. Live dallo stadio Silvio Piola di Vercelli, benvenuti alla finale del torneo delle regioni Under 17 e buongiorno da Daniele Moccia E Carlo Federico Ferrero. Allora Carlo, qua le emozioni sono di casa perché abbiamo i brividi, lo ammettiamo. E allora benvenuti sul canale YouTube della LND per questa seconda telecronaca di giornata, perché poco fa te ci hai raccontato insieme al buon Fabio Tartarotti la vittoria della Lombardia Under 15. Una finale a dir poco strabiliante, veramente. Un ribaltamento di tutto il risultato da parte della Lombardia, che da 0-2 nel primo tempo è riuscita a recuperare, poi nella ripresa ha trovato un'incredibile rimonta. Personalmente è la prima volta che vedo il Piemonte, quindi emozioni nuove. Tu l'hai sicuramente vista qualche selezione nei giorni scorsi, conosci meglio le squadre, ma credo che anche per te sia una finale qui al Piola una cosa veramente unica. Una cornice pazzesca perché comunque siamo in uno stadio storico del Piemonte per ospitare un'edizione storica, perché Sprint Sport, lo ripetiamo, ha seguito tutte le partite di questo torneo delle regioni e siamo di nuovo qua sul campo con una squadra d'eccezione a seguire tutte e 4 le finali e noi in telecronaca, Carlo. Intanto le squadre entrano in campo. Allora, diciamo subito le formazioni, non perdiamo tempo. Allora, per il Piemonte Valle d'Aosta, Claudio Frasca sceglie Matteo Cabella in porta. Difesa che verrà composta probabilmente da Andrea Tortorella, Cristian Mancino, Niccolò Pauliuc e Fabio Italiano. Centrocampo composto da Alessandro Manicone, Federico Valentini, Ettore Giraudo, Andrea Gironda che probabilmente si andrà a posizionare dietro le punte, Matteo Giaccona e Daniele Manfredi. Ma prima l'inno d'Italia. E l'Italia chiamò Marche e Piemonte Valle d'Aosta. Allora riprendiamo a leggere le formazioni, perché per le Marche ci sarà in porta Tommaso Orsini, difesa a 4, probabilmente tutti i titolari schierati in campo dalle Marche, con Edoardo Ciottilli, Andrea Cosignani, Jacopo Cercuozzi e Gennaro Pietropaolo. A centrocampo Andrea Morelli, Elia Morini, Cesario Mangiacapre, che è uno dei talenti più cristallini di queste Marche, e tridente con Edoardo Corrado, Federico Pierluigi e Davide Sergiacomo. Carlo, le Marche sono una bella sorpresa, ma come giocano bene anche. E io le Marche tra l'altro ho avuto già il piacere di commentarle ieri mattina da Vinovo, una squadra molto molto interessante, tatticamente anche ibrida, perché può schierarsi con questo 4-3-3 che abbiamo cercato di sciorinare, ma appunto Cesario Mangiacapre è un po' il punto di riferimento tecnico ed emotivo in mezzo al campo per la squadra oggi in maglia verde. Può agire sia da esterno sinistro oppure nel 4-4-2 nel caso in cui il selezionatore scelga in questo caso di spostare qualche pedina, oppure nel classico 4-3 da mezzala pura, selezionatore marchigiano che è Francesco Baldarelli. E vediamo se mister Baldarelli sceglierà il 4-3-3, perché spesso e volentieri le Marche hanno anche cambiato modulo, perché c'è stato un 4-1-3-2 in un paio di occasioni, un 4-2-3-1, quindi le Marche non è sicuro che giocherà con il 4-3-3, vedremo subito come si schiereranno i marchigiani
però dato curioso che i padroni di casa del Piemonte VDA proprio contro le Marche hanno esordito ai gironi. È vero, un bellissimo caso diciamo del calendario di questo torneo delle regioni, due squadre che sono affrontate alla primissima giornata con la vittoria del Piemonte, passato in vantaggio, poi pareggiato ma poi in grado su calcio di rigore di Cristian Mancino di trovare anzi non di Cristian Mancino in quell'occasione, bensì se non vado errato di Giacona, esatto. 2-1 quindi all'esordio, due squadre che dunque si conoscono, questo non fa che mettere ulteriore pepe e potremo quindi dunque approfondire ulteriori elementi su una partita veramente straordinaria anche questa, ci aspettiamo tanto spettacolo, due squadre a confronto probabilmente non simili, tutto pronto intanto per il fischio d'inizio. Allora, pronti per il fischio d'inizio, mi sembra già difesa 4 per il Piemonte, nel momento si riparte e buon divertimento per questa finale di Under 17, torneo delle regioni, Piemonte VDA Marche. Allora, subito il Piemonte che lancia lungo, allora ad occhio sembrerebbe una difesa 4, dicevamo, perché sicuramente Tortorella si è messo a destra. Mi sembra di vedere Cristian Mancino in mezzo, come sempre capitano di questo Piemonte VDA, che insomma hanno fatto un torneo straordinario i padroni di casa, Carlo. Sì, lì bisogna capire soprattutto la posizione di Nicolò Pauliuk, semplicemente straripante per tutto il corso del torneo e in particolare nella gara di semifinale dove aveva sfondato sulla sinistra per poi servire l'assist per il vantaggio del Piemonte. Bisogna mettere però il numero 20 Valentini probabilmente davanti alla difesa, noi lo pensavamo forse più come possibile mezzala destra. Piemonte vero, comunque che praticamente si sta allargando 4. si sta allargando Gironda a destra e si è allargato Manicona a sinistra invece, quindi sembrerebbe un 4-2-3-1 per il Piemonte. Diciamo più compatto, probabilmente due linee in fase difensiva, ovviamente gli esterni destro e sinistro che proveranno ad abbassarsi un pochino di più. Adesso vediamo, nel mentre le Marche provano a impostare ma spazza la difesa del Piemonte lungo e allora c'è tempo ancora per le Marche per impostare. È andato in pressione Daniele Manfredi ed è rimessa laterale per le Marche. Allora subito ritmo e vedo Fumogeni tra l'altro nell'altra parte della tribuna, quindi insomma lo spettacolo è garantito, Carlo. Sì, qua al Piola l'abbiamo detto già durante la prima finalissima Under 15, adesso Under 17, un sacco di persone al Piola, oltre la tripla cifra, più di 1000 persone qui a Vercelli, una cornice unica anche per i ragazzi dell'Under 17, un pochino più grandi dei compagni che hanno giocato in precedenza, ma anche per loro sicuramente emozioni incredibili. Assolutamente, interessante il ruolo di Mangiacapre tra l'altro, Carlo, che non so se hai notato è andato spesso a prendere palla dietro di già, quindi è interessante. Come detto, riferimento assoluto. Veramente anche dal punto di vista del temperamento un giocatore che non molla mai un possesso, lo vediamo adesso, tra l'altro praticamente ambidestro. Esatto, Cesario Mangiacapre che prova a sventagliare sulla destra, allora mette giù le Marche, attenzione per lo stop, non è dei migliori, allora sarà rimessa per le Marche. Cesario Mangiacapre che è uno dei talenti più cristallini, ha già segnato un gol alla Basilicata nella fase a gironi. Ed è uno non è un caso la 10 ovviamente, però esatto, in questo caso rispettato in questo torneo delle regioni che come Sprinter Sport abbiamo seguito veramente dai primissimi attimi, tante maglie un po' strane rispetto ai ruoli in cui giocano i ragazzi, spesso anche difensori centrali col 10, intanto attenzione. Ha sventagliato benissimo Pietro Paolo, prova ad insistere sulla destra Edoardo Corrado. Sceglie di andare dentro, ancora le Marche, la palla è buona dentro, però c'è la deviazione, probabilmente il primo corner per le Marche che subito vogliono provare a imporre il proprio ritmo al Piemonte. Interessante anche sempre la posizione di Elie Morini, come detto in fase di presentazione, mezzala destra con però piede mancino preferito. Allora devo dire Carlo, questa è un'altra caratteristica delle Marche, giocano con due mezzali e piedi invertiti, quindi probabilmente potrebbe essere un'insidia per Claudio Frasca che vediamo come proverà a sopperire a questa caratteristica peculiare delle Marche. Piemonte che però ci ha fatto vedere tanta densità in mezzo al campo nelle altre gare. Adesso corner delle Marche, palla dentro che prova a staccare di testa Cercuozzi ma spazza la difesa delle Piemonte. Allora ancora prova a insistere le Marche, altro traversone da destra, insidiosa, spazza male il Piemonte, il tiro ma è sicuro Matteo Cabella. Allora primo squillo delle Marche, però attento al portiere del Piemonte. Tutto semplice in questo caso per Cabella che adesso gioca largo su Tortorella. Bisogna dire in effetti Marche che non sono venute certo a questa finale del Piola per stare a guardare un Piemonte che comunque fa della compattezza, come detto, la sua caratteristica principale, squadra che ama lasciare anche il possesso palla agli avversari per poi ripartire e provare a pungere, lo ha sempre fatto nelle gare precedenti tranne lo 0-0 con la Basilicata alla seconda giornata. A te. Chiaro, attenzione adesso allora per insistere, le Marche ma recupera palla e occhio al Piemonte che può partire in contropiede e c'è calcio di punizione, mi sembrava il buon Pauliuk a partire. Sì, credo sia proprio lui. È il solito Nicolò Paolo. Veramente un fisico straripante. Allora, larga a destra, prova a insistere il Piemonte. La palla è buona per Gironda, che difende palla, però sceglie di andare dietro, saggiamente. E allora gira palla, Italiano. Imposta il Piemonte dalle retrovie. Pauliuk, alza la testa. Italiano. Giro palla, Piemonte. Valentini. Sceglie ancora Pauliuk. C'è poco movimento per il Piemonte, però allora decidono di far girare saggiamente palla dietro, insomma siamo ai primi minuti, ci può stare per scardinare delle Marche che sono partite molto bene.
Sì, esatto, italiano tra l'altro un altro, citato poco fa, un altro dei riferimenti emotivi a te. Attenzione adesso, allora la palla dentro è buona, ma la grandissima chiusura del difensore delle Marche, mi sembrava Pietro Paolo. Sì, se non sbaglio il capitano. Sì, è veramente anche lui, uno dei leader sicuramente emotivi di questa squadra, perché dietro ha fatto veramente un gran girone e una grande fase finale, perché Marche e Piemonte tra l'altro sono le due migliori difese con 2 soli gol subiti. Quindi caratteristiche che se dal punto di vista tattico magari sono diverse, dal punto di vista invece della tenuta difensiva sono molto simili. Segnalo anche qui sulla sinistra, adesso sta scendendo il numero 3 Cosignani, uno dei punti di riferimento da quella parte insieme a Mangiacapre. Attenzione, allora adesso ha provato a crossare Corrado, però viene murato, però insiste ancora Ser Giacomo. Murato dal Piemonte che prova a ripartire, lancio lungo. Facile preda però di Ciottilli. Sisa il terzino destro delle Marche, però grande il recupero del Piemonte Vidia che allora può ripartire, palla al piede, Valentini alza la testa e allarga a destra alla grande, può ripartire Andrea Tortorella, palla al piede. Torna però indietro, allora ancora Valentini. Studiamo in realtà Manicone a destra. Manicone a destra, è vero. Non so è se è vero. una cosa estemporanea o se ha deciso di rimanere lì Manfredi. adesso. Però recupera palla alle Marche. Sì, allora si muovono tanto e Frasca ci ha spesso entusiasmato con questi moduli un po' fluidi con ragazzi che non hanno proprio dei ruoli fissi, così come le Marche. Sono proprio due delle formazioni più interessanti, devo dire, a livello tattico. E bisogna dire che secondo me non è un caso che moduli fluidi arrivino molto lontano in questo tipo di tornei. Spesso le squadre anche ad altissimi livelli che arrivano in fondo hanno diverse soluzioni da scegliere. Attenzione, adesso Pierluigi salta alla grande, prova ad andare sull'out sinistro, Pierluigi palla sul destro, grande il numero, attenzione a Cosignani, dentro per le Marche, palla dentro ma spazza la difesa del Grande Piemonte. diagonale di Leone. Grande diagonale di Leone ed è super chiusura del Piemonte, ma che numero tra Pierluigi e Cosignani, si trovano alla grande i due ragazzi. Scusate, era italiano ovviamente, Leone è in panchina attualmente. E sarà rimessa laterale per le Marche che si stanno muovendo direi alla grande. Sì, hanno iniziato veramente con la giusta testa questa gara. Piemonte un attimo schiacciato in questa fase, più propositive le Marche. Adesso prova a salire Edoardo Ciottilli. Ciottilli che dal canto suo posso dirti ha giocato quasi nella difesa a 3,5 con appunto Cosignani che saliva di più dall'altra parte, Ciottilli più bloccato, anche se ha delle ottime leve per provare a impensierire anche da quella parte appunto il nostro esterno sinistro Fabio Italiano. È proprio evidenziato una delle caratteristiche tattiche ulteriori delle Marche, che tra l'altro io continuo a segnalare Mangiacapre che preferisce andare a prendere palla a terra, adesso però non viene pressato, allora Mangiacapre può scegliere di fraseggiare corto per Elia Morini che però non arriva in tempo. Elia Morini però recupera la grande la palla numero di Elia Morini, prova a ripartire le Marche, attenzione dentro l'area ma murato, allora Mangiacapre prova a controllare, controllo però non buono, attenzione è partito Manfredi in posizione regolare, contropiede per il Piemonte Vidia, Manfredi col mancino però. Qua gli è mancato un pochino di forza, grande corsa, la prima di questa gara, chiaramente ancora un po' fredde le squadre, qui però molto bene nella ripartenza, come detto è l'arma principale del Piemonte. Assolutamente, un buon piede per Diego Manfredi, forse è mancato proprio nel Daniele Manfredi, scusate, è mancato proprio nella fondo finale per il tiro. Sì, ha provato a involarsi, poi il mancino chiaramente molto debole e strozzato, però prima occasione per il nostro Piemonte. E allora Piemonte può un po' rifarsi dopo un inizio sostanzialmente di appannaggio delle Marche, prima occasione per il Piemonte, il tiro un po' di Daniele Manfredi, un po' schiacciato, poteva avanzare ancora, però si regge lo 0-0, minuto 9 sul cronometro, 0-0 tra Piemonte, Vidia e Marche. Allora può impostare le Marche ancora, lancio lungo linea di Ciottilli. Prova a servire Edoardo Corrado, che tra l'altro segnalo Davide Sergiacomo è la punta centrale e Edoardo Corrado è alla destra in questo momento. Sì, Corrado che a memoria non ricordo di aver visto nella semifinale di ieri. È una scelta tattica particolare perché ha giocato poco, è la seconda presenza la sua, quindi però evidentemente il tecnico l'ha visto in forma. Ricordiamo che ovviamente sull'app di Sprint Sport tutti questi dati li trovate, anche i minuti giocati, singoli minuti giocati da ogni giocatore, oltre ovviamente alle statistiche classiche, gol, ammoniti, minuti gol, clean sheet per quanto riguarda i due estremi difensori, tutto quello che è stato il torneo delle regioni in una settimana veramente straordinaria per noi di Sprint Sport. Perfetto Carlo, allora adesso Pauliuk che fa un cenno con la mano destra per provare a lanciare lungo, ma non ci sono movimenti, allora sceglie Cristian Mancino, fedele compagno del reparto difensivo, Tortorella, Mancino. Si chiamano un po' a vicenda i ragazzi del Piemonte, però adesso perdono palla, attenzione alla ripartenza delle Marche. Ser Giacomo sceglie dietro adesso ancora Morini, Morelti allarga a sinistra, Cosignani ha spazio per avanzare, il terzino sinistro delle Marche, alza la testa col mancino, raso terra, stanno inserendo ancora le Marche, molto bene Ser Giacomo,
Viene chiuso e raddoppiato, Ser Giacomo prova a girarsi ma viene chiuso alla grande da Tortorella. Marche che nella semifinale di ieri hanno faticato non poco, hanno poi trovato un vantaggio nel finale, praticamente nel 2-0 contro il Lazio. Adesso bene di nuovo Tortorella, Scusate, che qua ovviamente il Lazio-Piemonte. ha regalato il calcio d'angolo secondo per le Marche. Vai tranquillo Carlo, che sarai stanco dopo questi giorni tutti sui campi. Mi scusa, era ovviamente un 3-0 alla Campania con l'autogol iniziale di Iaccarino per i campani proprio quasi verso la fine del secondo tempo, e poi invece in gol Pierluigi. Oggi invece non in corner campo. delle Marche, adesso salvato il Piemonte. Vai Carlo. No, diciamo invece poi l'ultimo gol, se non sbaglio, di Diego Manno, ma anche questo ovviamente lo trovate sull'app di Sprint Sport. Adesso prova a insistere le Marche, azione prolungata da parte dei marchigiani, prova a passare ma Murato Ciottilli, insiste Ciottilli, ma recupera la grande il Piemonte, lungo linea, prova a ripartire il Piemonte, Matteo Giaccona si è allargato, prova a saltare il proprio marcatore, Matteo Giaccona, ottimo piede, si guadagna un gran fallo, calcio di punizione per il Piemonte e ci conferma le ripartenze, occhio alle ripartenze del Piemonte Vidia. Anche richiamato Pietro Paolo dal direttore di gara, che è Panariti, scusate, di Torino, assistito da Mani di Novara e Pongan di Biella. Adesso c'è tempo un po' per rifiatare per il Piemonte, che evidentemente sta lasciando il pallino alle Marche, e per ora sta portando abbastanza bene, perché comunque le occasioni in contropiede il Piemonte le ha avute. Tortorella allarga a destra, Continua quella posizione lì di Manicone che ci ha evidentemente messo un po' in difficoltà. Esatto, Manicone è scambiata, adesso prova a partire solo Gironda, Gironda prova a entrare dentro, Gironda ottima l'azione ma si porta palla fuori. Bella la percussione di Gironda, leggermente lungo. Quindi direi Manicone alla fine largo a destra. Esatto, sì, così almeno un smettiamo po' di dietro confonderci. Gironda, che un po' come faceva Barri prima nell'Under 15 toscano, ama partire da destra ma poi cercherà di convergere il più possibile. Perché evidentemente Giaccona adesso sta partendo da sinistra, invece Gironda Esatto. dietro le punte e probabilmente sta partendo da destra direttamente Alessandro Manicone. Quindi Claudio Frasca gli piace metterci in difficoltà. O forse in realtà adesso lo vediamo più in posizione di mezzala. È molto molto difficile capire le scelte da parte di Frasca. Capire Claudio Frasca è assolutamente come risolvere un cubo di Rubik bendati. Quindi... E forse anche i selezionatori avversari hanno avuto tante difficoltà ad affrontare il nostro Piemonte nelle gare precedenti. Nel mentre riparte le Marche. Palla ancora per Mangiacapre, che parte molto basso, come hai detto giustamente tu fino ad adesso. Un po' un Luca Modric, non so, per magari sì, la capigliatura sicuramente lo ricorda molto. Mezzala oggi sinistra, come detto, piede invertito per lui. Il 10 comunque, insomma, in questo caso non tradisce. Pietro Paolo prova ad avanzare palla al piede, Pietro Paolo prova il mancino. Era buono, a parte un po' fuori giri a livello di precisione. Coraggioso sicuramente da un centrale difensivo come Pietro Paolo, poco fa appunto richiamato dal direttore di gara, ha rischiato, il giallo deve stare molto attento perché secondo me al prossimo intervento un attimo scomposto potrebbe scattare la prima munizione, che potrebbe essere un fattore da quella parte. Assolutamente, minuto 13 sul cronometro, Piemonte VDA, Marche 0-0, finale del torneo delle regioni Under 17. Adesso ancora palla al Piemonte. Prova a impostare ancora il Piemonte, allarga a destra, Tortorella va con la finta e attenzione che Manfredi rimane il riferimento centrale, però occhio allargato a destra, però manca la palla di Andrea Gironda, però insiste Tortorella, attenzione che entra in area Tortorella, difende palla, prova a crossare ma viene murato alla grande dalle Marche. Poteva essere il primo corner ma non è stato per il Piemonte. Benissimo le Marche dietro, comunque si confermano una difesa estremamente eccezionale. Sì, veramente una squadra completa. E allora ancora Piemonte che può fraseggiare con Cristian Mancino che sceglie ancora Tortorella, allarga un po' forte sulla destra per Andrea Gironda che prova a passare, Andrea Gironda duello con Mangiacapre, viene raddoppiato alla grande da Cosignani che recupera anche palla alla grande, molto bene il terzino sinistro delle Marche. Occhio a Pierluigi. Occhio alla ripartenza per Pierluigi, Federico Pierluigi che va sulla velocità sul Mancino. Attenzione a Pierluigi che entra in area. Eccolo lì. Straordinario Nicolò Pauliuk, una diagonale tiene fenomenale anche in campo. Fenomenale. E allora può ripartire il Piemonte VDA con Tortorella. Andrea Gironda, gran chiusura di Pauliuk. Sì, poi bisogna dire la treccia sinistra qua delle Marche è sicuramente il punto di forza maggiore della selezione in maglia verde oggi. Il Piemonte VDA deve assolutamente cercare di prendere le misure ai due laterali sinistri, Federico Pierluigi e Andrea Cosignani, che stanno lavorando alla grande uno sull'altro, e infatti non è un caso se Federico Pierluigi ha già 3 gol segnati ed è lui che ha segnato, ha segnato contro il Piemonte nella fase a gironi. È stato proprio lui quindi nel match d'esordio, come detto le due squadre hanno già avuto modo di conoscersi. Adesso ha provato il lancio lungo il Piemonte, un po' velleitario, e allora è facile preda per Tommaso Orsini, quarta presenza al torneo delle regioni per lui.
Tra l'altro curiosità anche questa, Carlo, che non so, puoi anche vederla sull'app di Sprint Sport, ma magari non tutti quelli collegati sul canale YouTube dell'LND lo sanno. Tommaso Orsini ha segnato il gol del rigore decisivo per il passaggio dei Marche ai quarti di finale, perché sono andati a oltranza, quindi devo dire che protagonista assoluto per questo torneo delle Regioni delle Marche. Adesso prova a insistere i marchigiani, però murati ancora dalla chiusura di Fabio Italiano. Stanno vedendo poco forse la corsia sinistra con Fabio Italiano, numero 10, classe 2006 della Scaris. Sì, esatto, si è fatto vedere un pochino con quella diagonale a inizio gara, poi chiaramente il Piemonte non sta molto battendo quella fascia lì, preferisce andare su Manicone, appunto, come abbiamo detto, e Gironda qui dall'altra parte, Gironda Mancino, che sicuramente prova a rientrare. Probabilmente Tortorella e Manicone cercheranno spesso la sovrapposizione da questa parte, invece di là ha lasciato un pochino più da solo Italiano. Qua intanto corner per Pierluigi. Adesso sì, corner per Pierluigi. Pauliu che non ha spazzato benissimo in questo momento e ha regalato un corner, il terzo per le Marche, affidato a Federico Pierluigi. Traversone dentro sul primo palo, ma spazza facilmente Pauliu, che rimedia un po' al piccolo errore fatto prima. Allora occhio alla ripartenza per il Piemonte, che lancia subito lungo, attenzione, ma è uscito alla grande Tommaso Orsini, che spazza addirittura, attenzione, probabilmente posizione regolare gli attaccanti delle Marche, ma recuperano bene i piemontesi. Tortorella chiuso alla grande. Ripartenza allora da quest'altra parte. Allora no, sì, non c'è un attimo di tregua, Carlo. Alessandro Manicone ha provato a iniziare la ripartenza, palla Federico Valentini che alza la testa e la larga alla sinistra per Italiano. A palla per avanzare, il terzino Eccolo. sinistro del Piemonte. Traversone dentro dalla tre quarti, Manfredi! Manfredi gol, ma è fuori gioco. Fuori gioco. E sembrava offside. Sì, credo che abbia ragione l'assistente del direttore di gara Panariti in questo caso. Allora, ottimo il colpo di testa di Manfredi che si è inserito alla grande, ma devo dire, elogiamo la palla succosa di Esatto, anche Italiano. perché non la classica palla, diciamo, un po' a girare alle spalle di difesa, ma dritta, tesa, che era veramente solo da spizzare. L'aveva spizzata molto bene il nostro numero 13 Daniele Manfredi, che però non ha potuto esultare. poteva essere il secondo gol suo di questo torneo delle Regioni dopo il gol alla Sicilia nella fase a gironi. È riuscito solo a toccare invece Orsini, che ricordiamo, mentre c'è una piccola pausa qui forse per qualche problema col pallone. Sì, direi che è sgonfio Sì, il pallone. problema col pallone. E quindi piccola pausa anche per noi, Carlo. Sì, io volevo solo dire ancora Orsini, ieri protagonista, prima in negativo poi in positivo, perché commette fallo da rigore molto presto contro la Campania, ma lo para anche all'avversario diretto campano, e quindi si riscatta immediatamente e poi chiude anche con il clean sheet. Devo dire che Tommaso Orsini, che gioca nel Tolentino, ovviamente nelle Marche, è un ragazzo che è stato assoluto protagonista in questo torneo delle Regioni, perché come dicevamo, al di là della partita di ieri in semifinale con la Campania, Uno dei anche migliori. questo ruolo chiave nei quarti di finale con un rigore parato e un gol fatto, che non è roba da poco. È vero, nei quarti anche il gol fatto, incredibile, il rigore, l'ultimo decisivo se non sbaglio. Esatto, comunque potete consultare tutto sull'app di Sprint Sport. E adesso Anche la statistica proprio solo sui rigori, non chiaramente però quelli delle serie, perché sarebbe impossibile ovviamente tenere tutti quei dati lì, però ce ne sono veramente una miriade. Se al Silvio Piola di Vercelli, cioè Pro Vercelli ovviamente, squadra che gioca in casa queste partite, è salvatasi giusto la settimana scorsa in Serie C. Dicevamo, se su Sprint Sport, se qui al Silvio Piola ci sono oltre 1000 persone, 1000 per Sprint Sport è un numero veramente piccolo rispetto ai dati che potete trovare. assolutamente, Carlo, sei stato perfetto anche questa volta. Jacopo Cercuozzi per le Marche prova a rimbastire l'azione. Edoardo Ciottilli sulla destra, sceglie ancora a lungolina, è andato Edoardo Corrado a raccogliere palla, però viene murato e allora sarà rimessa laterale per le Marche. È vero che anche la corsia sinistra delle Marche, così come la corsia destra, del lato destro delle Marche e lato sinistro del Piemonte, un po' meno impegnati. Sì, è vero. Poi però è arrivato quel fendente bello di Italiano, che ci avrebbe potuto anche portare in vantaggio con l'assist. Evidentemente vogliono farci un favore a attaccare sul nostro lato in questo momento, Carlo, quindi Esatto, sì, vogliamo vederlo da vicino il meglio di questa finalissima, che quando siamo giunti ormai al minuto 19esimo è ancora bloccata sullo 0-0. Allora adesso prova ancora a impostare, c'è la trattenuta di Manfredi sull'impostazione di Pietro Paolo. Allora ancora giro palla delle Marche sulla linea di centrocampo. Gennaro Pietro Paolo alza la testa, prova a lanciare col mancino e lo fa.
Il lancio è buono, però leggermente lungo per Andrea Cosignani, e allora sarà rimessa dal fondo, affidata a Matteo Cabella. Solo di controbalzo Andrea Cosignani avrebbe potuto provare a tenere in campo questo pallone, ha preferito desistere evitando uno sforzo che sarebbe potuto essere anche vano. E allora Mancino adesso che prova a riguidare la selezione in maglia bianco-crociata. E allora Nicolò Pauliuk, servito da Mancino, alza anche lui la testa. Attenzione che è partito sull'out destro, però viene murato. Era partito sul lungo Andrea Gironda, che adesso si è di nuovo riappropriato della corsia destra. Si muovono tanto comunque, Carlo. Sì, appunto c'è questa posizione del numero infatti 16 guarda Manicone. di nuovo, guarda lì di che nuovo si Manicone scambiano e proprio. Si scambiano Gironda che si scambiano. anche quando il pallone è molto lontano, provano a non dare riferimenti a Mangiacapre e come detto Cosignani lì sulla sinistra, i due uomini più in vista anche nelle gare precedenti, tolti ovviamente gli attaccanti che hanno trovato più gol. Il Piemonte prova anche questo tipo di armi giustamente per provare a non dare il riferimento giusto alle Marche. Finora soprattutto in contropiede pericolosa la squadra di Frasca, con poi invece il gol annullato al numero 13 Manfredi. E tra l'altro segnalo, Carlo, Edoardo Corrado e Federico Pierluigi si sono scambiati a loro volta, quindi Vero. il tecnico delle Marche, il buon Francesco Baldarelli, non è da meno e vuole provare a fregare il Piemonte, tra virgolette. Tutto di piede destro, il tridente delle Marche, quindi insomma tutti possono giocare più o meno ovunque. Però adesso attenzione ad Alessandro Manicone, provato a partire, però la palla è chiaramente uscita e allora sarà rimessa laterale. Manicone tra l'altro la Con spara. il primo pallone perso di questa finalissima. Già due erano sgonfi, Manicone lancia fuori dallo stadio addirittura al terzo, quindi altro pallone. Rischioso perché ovviamente è presto, non si rischia di perdere tempo, però qua il direttore di gara, a voler essere veramente fiscale, avrebbe anche potuto tirare fuori un giallo. Tutto vero, tutto vero. E allora può ripartire ancora Jacopo Cercozzi, che è uno dei meno impiegati delle Marche tra i titolari. E solo 3 presenze, questa è la quarta rispetto ad altri che sono praticamente tutti a 5. Attenzione al recupero. Attenzione al recupero di Manfredi, che però non riesce a passare. E devo dire di nuovo, Gennaro Pietropalo si è messo statuario a cercare di placcarlo subito, ovviamente con le buone. Grandissima chiusura. Entrambi i centrali delle Marche stanno facendo un lavoro perfetto in questo momento. Si è visto poco invece Andrea Morelli davanti alla difesa, che sembra essere anche lui più un frangiflutti rispetto chiaramente alle mezzali Morini e Mangiacapre. Secondo me il ruolo di play ce l'ha chiaramente Mangiacapre. Morelli evidentemente ha un ruolo sì, perché si abbassa molto, come abbiamo detto il 10, chiaramente più qualità per lui. Infatti in questo momento sembrerebbero addirittura 2 a centrocampo, con leggermente più avanzato Elia Morini, che effettivamente ha delle capacità di inserimento più spiccate rispetto agli altri due. Centrocampo completo comunque delle Marche. Sì, caratteristiche direi praticamente le hanno tutte appunto i ragazzi delle Marche. Assolutamente. Allora può impostare ancora il Piemonte con Pauliuk. Sempre questi gesti, a parte i difensori del Piemonte, evidentemente sperano i due centrali di trovare degli inserimenti maggiori. Adesso si è allargato di nuovo Andrea Gironda, ma non viene servito. Valente sceglie i vie centrali, eccolo Gironda, che può allargarsi a destra ma sceglie ancora di andare indietro. Allora Valentini, Mancino e Pauliuk. Giraudo invece sul centro-sinistra di centrocampo non ha praticamente ancora toccato palloni. Poco cercato, detto, il ragazzo del di Centallo, che tra l'altro si sta affacciando in eccellenza, quindi molti di questi ragazzi si stanno affacciando nelle prime squadre tra eccellenza, promozione e Serie D addirittura, perché è doveroso citare il buon Matteo Giacona, che di presenza in Serie D ne ha addirittura 12 ed è un classe 2006. Quello con più esperienza a livello quindi di prima squadra dilettante nazionale, diciamo. E chiaramente. Allora adesso ancora prova a impostare il Piemonte. La palla questa volta è buona, però manca l'aggancio di poco Alessandro Manicone, che aveva tagliato dentro sull'assist di Cristian Mancino. Però sbaglia alle Marche nel disimpegno, allora sarà rimessa laterale per il Piemonte, affidata ad Andrea Tortorella, che sta spingendo tanto, va molto in sovrapposizione. Sì, Tortorella molto presente da quella parte insieme al compagno Gironda. Adesso Tortorella prova a difendere palla dopo il tocco del compagno. La rimessa è favorevole al Piemonte, è ancora in zona d'attacco. No, l'assistente mi sa che l'ha data la Marca alla fine. È vero, l'ha data alle Marche, allora le Marche potrà rimpostare con una rimessa laterale. Sembrava un tocco però marchigiano. Sì, un rimpallo, qua chiaramente si lancia un po' la moneta, no, di solito per quanto riguarda la scelta. L'avrà sicuramente vista meglio la terna. In questo momento calcio di punizione per il Piemonte, è andato a terra Alessandro Manicone. Allora una buona posizione per Valentini, che sceglie però, si affida a Tortorella, esatto, allora Tortorella batte dietro, Gironda e allora ancora Pauliuk col mancino, Valentini sarà allargato a sinistra, bene italiano, però sceglie la vie centrali, il destro dalla lunga posizione, però ovviamente Alessandro Manicone.
Sì, Uscito di parecchio. aveva provato ad imitare il super gol di Marzano nella finale Under 15 che era valso il 2-0 alla Toscana. Palo gol più o meno della stessa posizione, lì aveva trovato la coordinazione perfetta per battere Azzolari, ricordo finale poi vinta da Lombardia 3-2 in rimonta. Ovviamente tutte queste finali potrete trovare la cronaca su quale app? L'app di Sprint Sport. Mi pare si chiami proprio così, sì. Sprint Sport e anche sprintsport.it online sui vari browser, chiaramente. Cronaca, pagelle già della finale Under 15, fotogallery, tutto in brevissimo tempo. Fantastico, però adesso recupera palla al Piemonte, viene toccato il giusto per impedire la ripartenza. Richiama il direttore di gare Panariti di Torino, ma non c'è nessuna sanzione, giustamente, per Davide Sergiacomo. Sarebbe stato eccessivo il giallo, assolutamente. Sì, in questo caso penso di sì. Poi sai, gli attaccanti sono abbastanza avvezzi a questo tipo di falli, comunque in posizioni non troppo pericolose. E allora sarà palla di Valentini che potrà tranquillamente impostare col mancino, allarga per Fabio Italiano che però non riesce a tenerla, effettivamente il lancio era abbastanza tosto da controllare. Sì, non credo ci fosse neanche troppo bisogno di alzare questo pallone in ogni caso, rimessa laterale per le Marche che ci mettono un po' con Ciottilli a provare la battuta, il terzino destro che chiama a sé l'aiuto di Pierluigi che però poi va via. E allora davanti dovrebbe essere Sergiacomo a lottare, recuperata da Paolo che però gliela ruba Sergiacomo. Attenzione alla ripartenza per le Marche, prova a partire sulla destra ma c'è il raddoppio, addirittura il raddoppio tra Pauliuk e Cristian Mancino che impediscono a Davide Sergiacomo di partire. Allora spazza il Piemonte Vidia, davanti ancora per Daniele Manfredi che viene chiuso ancora una volta da Jacopo Cercuozzi che dicevamo uno dei meno impiegati ma sta giocando egregiamente come compagno di reparto Gennaro Pietropaolo. Sì, diciamo che Pietropaolo chiaramente da capitano saprà infondergli la giusta fiducia nel reparto, stessa cosa di là ovviamente Mancino, Pauliuk e anche Tortorella quando si stringe, sta funzionando molto bene la fase difensiva di ambo le squadre in questo momento. Allora Valentini si è preso un rischio di troppo perché a momenti si faceva rubare palla direttamente dal pressing delle Marche. Era finito per terra Federico Pierluigi. Allora però può ripartire Piemonte Vidia. Ancora lo scambio con Alessandro Manicone che prova a mandare lungo Andrea Tortorella che va a duello. È ottima la chiusura sul fisico. Molto molto bene Andrea Cosignani che lo sbilancia il giusto, non fa fallo e guadagna rimessa al fondo. Sì, con l'aiuto sempre del capitano Pietropaolo funzionano i meccanismi arretrati della squadra verde guidata da Baldarelli, Francesco Baldarelli, selezionatore marchigiano. E allora siamo al minuto 27 ed è 0-0 tra Piemonte Vidia e Marche. Una partita che magari ha avuto meno emozioni della precedenza perché Carlo, chiaro, ci hai emozionato insieme a Fabio Tartarotti in telecronaca, qua forse meno gol, però tatticamente ha tantissimi spunti questa partita. Però. Sì, bisogna dire chiaramente più bloccata, due squadre che appunto si conoscono, quindi sanno su quali punti impostano le proprie forze le due squadre. Finale di prima che bisogna dire comunque fino al 23esimo non è stata comunque sbloccata nonostante sia stata chiaramente più aperta. Chiaramente, allora c'è palla per Matteo Cabella che può tranquillamente impostare perché le Marche sceglie di non andare in pressing. E allora palla facile per Cristian Mancino e Nicolò Pauliuk per poter impostare, però effettivamente di movimento davanti ce n'è ben poco. Sì, in questo momento non si può che andare sempre a destra e allora vediamo se questa volta Gironda prova a far passare il pallone, niente da fare però. Allora, bravo Tortorella per l'ennesima volta perché tutte queste soluzioni secondo me sono buone, però ovvio che con un Andrea Cosignani del genere diventa difficile che ancora una volta riesce quasi bene nel disimpegno, però occhio a Tortorella che prova ad avanzare, si guadagna un gran calcio di punizione per il Piemonte Vidia. E questa è veramente la grande occasione. Chiaro, perché con una partita del genere bloccata in questo modo probabilmente i piazzati potrebbero giocarla possono essere la chiave della partita. Sì, sarà verosimilmente Andrea Gironda col mancino, posizione in realtà un attimino più arretrata, intanto parlano Italiano, Mancino e Tortorella con il selezionatore Frasca. Piccolo cooling break, Carlo. Sì, c'è un attimo di sosta, in tre a bagnarsi il capo, a dissetarsi. Allora, Tommaso Orsini sta iniziando a richiamare i difensori, sono 3 in barriera per ora, quindi non troppo massiccia, evidentemente vuole vedere partire il pallone. Tommaso Orsini che, ripetiamo, si è già reso estremo protagonista di queste Marche. Rigore parato, rigore segnato anche ai quarti. Adesso bisogna capire se avrà la forza di andare diretto in porto a Gironda. Allora, Gironda ha la palla sul mancino, qualche passo indietro. Allora, la palla è buona per Gironda che va direttamente in porta, ma la palla non scende abbastanza, alta di almeno 1 metro, devo dire. Sì, forse anche di più, bisogna dirlo, da lì
per scavalcare la barriera e avere comunque la potenza giusta per fare male a un portiere comunque molto alto come Orsini ci vuole veramente, oltre che precisione e potenza, bisogna colpire il pallone in maniera perfetta, qui probabilmente troppo sotto da parte del 9 piemontese. E allora ripartono le Marche con Edoardo Ciottilli. Sceglie ancora la soluzione dietro, Jacopo Cercuozzi. C'è da dire che il Piemonte, se fa fatica a impostare, le Marche è anche uguale, a parte Mangiacapre che Sì, forse se non sembra scende avere il Mangiacapre passo. lì dietro c'è poco spiraglio per le Marche. Ed eccolo qua, Cesario Mangiacapre che prova ad avanzare ma viene murato bene al centrocampo del Piemonte. Allora occhio alla ripartenza del Piemonte VDA, ma caso strano, Carlo, chi c'è? Sempre lui, Pietro Paolo, Pietro il Paolo cap. che si guadagna anche un grandissimo calcio di punizione, devo dire uno dei migliori in campo fino ad ora. Sì, esatto, prestazione direi sonnenburgeriana finora per lui. Vero, vero, per citare ovviamente Sonnenburger del Bolzano che Non ha fatto... potevamo mancare in queste finali di citarlo ancora una volta, uno dei ragazzi che ci ha fatto emozionare di più nelle prime nostre telecronache. Per chi non lo sapesse, capitano del Bolzano Under 19, potete andare a recuperare la telecronaca. Intanto vedo che arrivano altre scolaresche qui al Piola di Vercelli, ricordiamo, completamente rinnovato nel 2022. Allora adesso prova a lanciare Mangiacapre, buono il lancio, però ha rimbalzato forse un po' ingannato proprio dal rimbalzo del pallone. Edoardo Ciottilli che poteva partire, ovvero lo stop non era facile, e allora sarà rimessa laterale ancora per il Piemonte VDA. Passato davanti a noi anche il ormai collega Roberto Foscaro, noi vi ricordiamo oltre ai super contenuti dell'app Sprint Sport anche il super contest X Football. X Football lo ricordiamo. Possiamo essere tutti protagonisti con le nostre combo. E allora andate a dare un'occhiata anche a quella sezione del nostro fantastico sprintesport.it. Adesso parte X Football, vediamo Daniele Manfredi che prova a sportellare e guadagna anche, penso, calcio di punizione più che rimessa laterale. Sì, palla a terra per Italiano. E allora sarà l'italiano a far ripartire il gioco. Col mancino, ma sceglie ancora saggiamente di andare indietro a Nicolò Pauliuk. Il perennemente abbronzato Italiano, direi. Assolutamente, assolutamente. Abbronzatura alla Carlo Conti, oserei dire. Terzino col numero 10, tra l'altro non so se tu te ne ricordi qualcuno. No? Non me ne Difficile, vengono in terzini. mente in questo momento, caro Carlo. Però Mi ha viene- dimostrato di avere un buon piede con quel cross che poteva avere l'assist per il vantaggio. Qui fallo su Adesso- Mancini. Esatto, ha rischiato tanto Cristian Mancino che stava partendo a palla al piede, però nel secondo contrasto con Davide Sergiacomo rischia di perdere palla, guadagna un fallo, però occhio al Piemonte perché quando parte palla al piede potrebbe perdere palla sull'ottimo pressing delle Marche. Adesso allora prova ancora a insistere il Piemonte, Andrea Gironda va per vie centrali, sceglie ancora Pauliuk. Occhio che non si capiscono Valentini e Mancino, recuperano palla però, Gironda, Tortorella sull'out destro, Tortorella sceglie ancora Gironda, palla sul Mancino, Ruleta, e allora prova a insistere ancora Gironda, Tortorella, prova il cross di prima intenzione, passa la palla ma non va. Non è arrivato Giraudo sul secondo palo, era veramente una bella palla da parte di Tortorella a giro, tagliata, potente, doveva solo essere spinta dentro. In lieve ritardo Ettore Giraudo, calciatore del Centallo. Allora prova a lanciare Valentini, però è una fucilata che va direttamente sui tabelloni. Un po' nel vuoto qua da parte del playmaker numero 20 piemontese, però è arrivato il pericolo, lo sapevamo, dalla destra, molto molto pericolosi i piemontesi, bisogna dirlo. Se i centrali difensivi in primis Mancino riescono a trovare, a saltare la prima linea di centrocampo, attenzione intanto. Occhio al lancio, adesso perfetto l'aggancio, prova a partire le Marche, Edoardo Corrado prova a entrare in area di rigore, duello tra 17 con Pauliuk, ma c'è il raddoppio di Italiano e alla fine si guadagna pure rimessa al fondo il Piemonte VDA. Altra chiusura, devo dire, un plauso a tutti i difensori in campo. Molto bene qua Pauliuk e ovviamente Italiano, i due mancini del quartetto difensivo. A proposito di Mancini citiamo invece la buona traccia trovata da Capitan Mancino prima. Volevo provare ad approfondire questo tema. Se dai centrali difensivi si trovano direttamente le punte, poi chiaramente gli inserimenti del resto della squadra diventano sempre e comunque pericolosi. È probabile che Claudio Frasca abbia una delle chiavi di lettura di questa partita, sia proprio questa, però adesso le Marche continuano a difendere alla grande. Allora Mangiacapre prova a impostare, attenzione, è partito sulla destra, è andato Edoardo Corrado a duello con Italiano che però tiene botta fisicamente. Va a terra, però non c'è nessun fallo. Allora Bello che non arrivi il fischio qui. Edoardo Italiano insiste e va avanti. Allora a lancio giù lungo per Mancino. Recupera le Marche, però attenzione all'inserimento di Manicone. Giraudo. Matteo Giacona. Poco cercato fino ad ora. Matteo Giacona, calciatore del Borgo Sesia, citato prima. Tortorella, ha tanto campo per andare. Tortorella, attenzione che è largo a destra. Andrea Gironda. Andrea Gironda può puntare direttamente Scosignani. Prova il cross dentro, la sotterra! Ma manca l'impatto. Matteo Giacona che aveva tagliato più
più o meno all'altezza del dischetto. Veramente bravo qui Andrea Di Gironda, mancino puro a scegliere invece il cross col destro, scelta giustissima. Ed vedi il cross dell'ala destra, il taglio dell'ala sinistra, molto bene. Daniele Manfredi comunque sta facendo anche un buon lavoro a livello di impegnativo dei centrali, perché comunque di spazi... Sì, si sta, come si suol dire, sbattendoli davanti. E allora può impostare ancora le marche. Tifo tra l'altro incandescente sulla tribuna che vedrete sicuramente sullo schermo di fronte. Tante scolaresche sono arrivate qua al Silvio Piora di Vercelli, giustamente per fare un po' di tifo per le Marche e per il Piemonte VDA. Adesso attenzione ancora alle Marche, la palla è buona, un po' schiacciata, però attenzione ora al Piemonte che rischia di perdere palla. Occhio alle Marche, e guadagna infatti un grande calcio di punizione dal limite, e la trattenuta effettivamente c'era. È stato Davide Sergiacomo che sembrava aver perso palla, però gran recupero, devo dire. Si è ridestato e qua veramente guadagna una punizione a centimetri dalla linea del calcio di rigore, che sarebbe stato veramente una beffa, perché il giocatore marchigiano stava di fatto uscendo, no, qua dall'area di rigore. Sì, esatto, un po' un errore, devo dire, da parte, mi sembrava, di Cristian Mancino, che ha trattenuto malamente Davide Sergiacomo, e alla fine calcio di punizione. Io, Carlo, ricordo molto bene un calcio di punizione del Lazio di ieri nella semifinale, proprio tra il Piemonte VDA e del Lazio, stessa posizione, la porta era ovviamente quella a destra, alla nostra destra, non al Piola ma a Volpiano, finita alta. Vediamo se le Marche faranno meglio dei colleghi laziali. Soprattutto se Matteo Cabella dovrà invece fronteggiare questa volta un tiro diretto. Da lì si può scegliere veramente di tutto, probabilmente meglio la potenza, perché metterla sopra la barriera dai praticamente 17 neanche metri è molto dura. Non vedo il coccodrillo, Carlo, quindi occhio anche alla soluzione rasoterra. Vediamo se salterà la barriera composta in primis da Pauliuk e dall'altra parte da Corrado. Andrea Morelli o Pierluigi? Infatti va Pierluigi, barriera piena. Soluzione forse un po' peggiore per le punizioni del genere. Sì, esatto, lì o vai rasoterra oppure cerchi appunto di scavalcarla del tutto la barriera. Qua ha cercato forse un buco che però fortunatamente per il Piemonte non si è aperto. E allora siamo al minuto 36, quasi 37, 0-0 tra Marche e Piemonte VDA. Adesso una palla gol, devo dire, molto grande per le Marche, una punizione dal limite, barriera piena. E allora il Piemonte può ripartire, palla al piede dalle retrovie, Mancino, Pauliuk. Ancora rasoterra, sceglie Federico Valentini. Scende, prende la manicone, Valentini, ancora Gironda, sempre libero sulla destra. Però sbaglia il tocco, allora può ripartire le Marche che sbagliano a loro volta il tocco. Attenzione alla ripartenza di Andrea Gironda. Gironda 1 contro 1 ancora con Cosignani. Gironda prova ad andare sull'out destro. Gironda palla sul destro, però è costretto a ritornare indietro. Non c'è Tortorella a dare una mano. E infatti lo chiama a gran voce. Chiedeva aiuto, però comunque rimessa laterale per il Piemonte. Sì, ancora nessun corner da quella parte per il Piemonte, nonostante l'insistenza prolungata dei bianco-crociati. Allora, Tortorella, Gironda, e difende ancora palla. Prova a crossare dentro, però la deviazione è sfortunata, infatti è rimessa per le Marche. Allora nulla di fatto anche questo attacco per il Piemonte VDA. Tra l'altro io ho visto che si sta scaldando anche qualcuno a bordo campo. Ah, attenzione, abbiamo già... Quanto manca adesso? Mancano 2-3 minuti per fine del primo tempo. Vediamo, il recupero secondo me non ci sarà in questo momento, perché ci sono state pochissime interruzioni. No, direi gara molto tranquilla per il direttore di gara di questa finalissima, Panariti di Torino. Allora, se non vedo male, Carlo, mi sembra Antonio Cotroneo e Enzo Ferrari si stanno scaldando, quindi sicuramente una è una soluzione offensiva. Enzo Ferrari, tra l'altro bomber del Verbania. Mi suggeriscono anche Carnevale. Attenzione però adesso al lancio per le Marche, ma Tortorella chiude bene, però occhio al Piemonte VDA che rischia tantissimo. Tortorella fa un passaggio rasoterra a Cristian Mancino, che ovviamente lui da buon centrale qual è non rischia, allora spazza via senza neanche pensarci. Enzo Ferrari potrebbe essere appunto il bomber del Verbania, una soluzione in più nel secondo tempo. Ricordo il suo esordio in eccellenza poco più di un anno fa che ci sorprese tutti, lui classe 2006 ovviamente. Allora Mangiacapre può impostare, ovvio, forse è il primo passaggio leggermente sbagliato da parte del numero 10 delle Marche, però è comunque facile preda per i difensori. Allora Jacopo Cercuozzi può impostare, Pietro Paolo alza la testa, Mancino morbido dentro, in vantaggio la difesa del Piemonte, così come in vantaggio Matteo Cabella, e allora ancora blocca. Bisogna dire Matteo Cabella finora nessun tipo di intervento, neanche in uscita. Orsini leggermente più
sollecitato, con poi lo ricordiamo anche il gol annullato al nostro centravanti Daniele Manfredi, che si era fatto trovare pronto sull'assist di Italiano, tutto cancellato però per una posizione credo giustamente ravvisata da parte dell'assistente. Continua a esserci Andrea Gironda completamente libero sulla destra, non lo riescono a servire, probabilmente non se la sentono di fare un lancio lungo, però Gironda perché tende ad andare dentro Cosignani, invece Gironda è spesso largo. Però per ora i duelli danno ragione a Cosignani, che non si è quasi mai lasciato saltare. No, come detto, un terzino alla Philip Lam, oserei dire. È un mancino, paragone. è un mancino, lui Lam giocava a sinistra nonostante fosse destro, però insomma il fisico, l'attenzione pare proprio quella lì. Perfetto paragone. Allora ancora Piemonte Vidia ad impostare Mancino. Pauliuk. Ancora poche sgroppate da parte di Pauliuk, che è abituato i tifosi del Piemonte Vidia a delle Sì, chiaramente discese se può giocare da braccetto sinistro ha più libertà. ha più facoltà no? di spinta. Oggi centrale puro con Italiano un po' più avanti. Allora Pauliuk e Italiano scambiano proprio i appena citati. Mancino. Hanno toccato una miriade di palloni i due centrali del Piemonte Vidia, così come Andrea Tortorella, che è ancora a campo per andare. Allora attenzione alle Marche che chiude, però Tortorella recupera palla. Allora attenzione ancora Gironda, che questa volta si accentra. Palla sul Mancino, ma se la allunga troppo. E allora contropiede per le Marche. Elia Morini però preferisce andare indietro. Ciottilli. Orsini. Finisce così. Ed è fine primo tempo. Senza recupero, come avevamo pronosticato. Ed è giusto così. 0-0 tra Piemonte Vidia e Marche. Noi andiamo in una breve pausa, Carlo, e ci vediamo dopo. A tra poco.
su Enzo Ferrari. Eccoci qua per il secondo tempo della finalissima per il torneo delle regioni Under 17 Piemonte VDA contro Marche. Caro Carlo Ferrero, buongiorno di nuovo. Come detto, grazie Dani, uno 0-0 un po' bloccato rispetto alla finalissima Under 15 finita 3-2 in rimonta con la vittoria della Lombardia. Qui siamo sullo 0-0 e si parla subito del primo cambio. In campo Enzo Ferrari. Esatto, entra Enzo Ferrari ed esce un buon Daniele Manfredi che ha avuto anche l'occasione di segnare, annullato per fuorigioco nel primo tempo. Adesso vediamo se l'attaccante del Verbania avrà l'occasione per farsi valere. E allora si riparte. Possesso palla per le Marche. E tra l'altro stavo dando un occhio, caro Carlo, ma non mi sembra ci siano cambi per le Marche. No, nelle Marche tutto invariato. Inizia a destra in questo momento il numero 17 Edoardo Corrado, a sinistra quindi Pierluigi, diciamo lo schieramento iniziale, con in mezzo la mezza sorpresa marchigiana che anzi no, in realtà in mezzo Sergiacomo, quindi tutto, sì, tutto confermato ovviamente. Tutto confermato, esatto. Allora può ripartire col possesso palla proprio il numero 10 delle Marche, Mangiacapre. Prova a impostare ancora dalle retrovie le Marche. Attenzione al lancio lungo per Edoardo Corrado. Va in sovrapposizione alla grande Elia Morini. Prova i giochi di gambe. Da lì a rimorchio Ciottilli. Ciottilli scambia ancora alla grande, prova a passare le Marche, ma è fuori gioco. Avevano fatto un gran numero, i tre Sì, giocatori per una volta la treccia di destra invece che quella di sinistra marchigiana. Ciottilli, Morini e Edoardo Corrado hanno scambiato alla grande per poi mandare Corrado al cross, però in fuorigioco, il numero 17. Piccola curiosità su Enzo Ferrari che ci è arrivata dalla straordinaria regia nella nostra redazione di Spente Sport di Marco Stasina. Che salutiamo, super, tra l'altro. salutiamo, super esperto del Vercellese. In particolare il primo gol di Enzo Ferrari adesso punta con la maglia numero 6 di questo Piemonte Valle d'Aosta Under 17. Il suo primo gol con la prima squadra è arrivato in amichevole proprio contro la Pro Vercelli, squadra che gioca le sue partite di casa qui al Silvio Piola. Cornice oggi super gremita per questa finale Under 17 e quindi in un'amichevole giocate però in realtà Varallo Sesia. Esatto, grazie Marco Stesina, ma torniamo a noi. Cristian Mancino prova a impostare dalla retrovia ancora per il Piemonte VDA, che ricordiamo ha fatto un solo cambio tra primo e secondo tempo. È entrato Enzo Ferrari, è uscito Daniele Manfredi, però adesso eccolo qua. Enzo Ferrari può partire, palla al piede, entra in area Enzo Ferrari, ma manca proprio il supporto di un altro attaccante in area di rigore. Si è fatto subito sentire il numero 6, fisicità, velocità, anche subito freschezza ovviamente Giacona, però non è arrivato sul secondo palo. Potrebbe essere l'arma in più, l'attaccante del Verbania. E sbaglia adesso in fase di impostazione le Marche, errore di Elia Morini. Allora ancora palla per il Piemonte, andrà proprio Andrea Gironda, che lascia però a Tortorella, uno dei più in vista dalle retrovie, non nel primo tempo. sì, la corsia di destra ha giocato alla grande in Piemonte. Altri fumogeni intanto al Silvio Piola con gli striscioni anche per Capitan Mancino. Devo dire che si stanno divertendo tanto con tocchi di colore. Adesso prova l'errore della difesa delle Marche. Allora Piemonte prova a recuperare palla in una buona posizione, ma si comporta bene ancora la retroguardia delle Marche, ma sceglie di non rischiare. Andrea Morelli la butta in rimessa laterale. Bella partenza piemontese qui. Sì, devo dire che a livello di atteggiamento Piemonte VDA di Claudio Frasca evidentemente avrà richiamato il proprio selezionatore, i suoi ragazzi, e la carica c'è stata. Adesso Tortorella prova a inserirsi, finta il cross, va a duello, la grande Tortorella è passato, attenzione il cross dentro, sventa tutto la difesa delle Marche. Allora occhio, Giraudo prova a passare, palla dentro, il tocco per Ferrari, ma è uscito alla grande Tommaso Orsini. Ha stoppato tutto il numero 12 delle Marche. Mamma mia Enzo Ferrari, però che inizio per lui. Cercuozzi e Pietro Palo devono stare attentissimi a Enzo Ferrari che è entrato alla grande in partita. Un Enzo Ferrari che ha caratteristiche diverse rispetto al compagno rilevato Manfredi, più abile in profondità con gli scatti. Gli è stato annullato anche un gol proprio di testa su una ripartenza con il lancio di Italiano. Adesso Pauliuk. Allora Pauliuk ha l'occasione per impostare, palla col mancino, proprio per Cristian Mancino. Lancia sulla sinistra, riesce a mettere giù Ettore Giraudo, adesso un pochino più in vista il centrocampista del Centallo, riesce a farsi vedere un po' di più. Valentini può impostare, sceglie ancora a destra. Tortorella prova a scambiare con Gironda,
che è sceso. Gironda prova a puntare verso l'area di rigore. Gironda, ottima percussione, palla col mancino, prova a passare il Piemonte ma chiude alla grande. Ancora Gennaro Pietropaolo. Grande prestazione del capitano marchigiano finora. Qui Giacona ha provato il guizzo toccando con l'esterno destro, si è allungato però quel poco di troppo in più il pallone per essere poi fermato dal ottimo capitano numero 5 in maglia verde. Allora ancora rimessa laterale per il Piemonte Vidia, ma chiama un cambio le Marche. Primo per i marchigiani, quindi. Allora intravedo il numero 18, quindi è pronto. E Diego Manna, un ragazzo che era entrato molto bene anche ieri in semifinale, rileva la sorpresa in realtà Edoardo della Corrado. formazione Allora io ti iniziale. devo dire la verità, non nascondo che io mi ero preparato per vedere Diego Manna titolare, invece Edoardo Corrado è stato titolare, adesso Diego Manna entra proprio e andrà a inserirsi sicuramente nel tridente, chissà se punta centrale con Ser Giacomo Largo. Non ti escludo che possa prendere il riferimento lui, perché ieri ha fatto quello, è servito contro la Campania, ha anche cambiato un po' il corso della gara, poi però sbloccata con fortuna dai marchigiani. E allora il Piemonte prosegue con l'impostazione dalle retrovie. Mancino, Pauliuk, Mancino verso la destra, Tortorella prova le finte, allora il cross col sinistro, ha provato a tagliare Giacona ma non riesce a controllare con la testa. Allora riparte le Marche, Ciottilli, lancia lungo, stacca di testa, Pauliuk, Valentini, attenzione Valentini che però manca il controllo e allora può ripartire Mangiacapre. Ripartono le Marche ma chiude alla grande Manicone. Occhio al Piemonte Vidia che può ripartire nuovamente in contropiede. Andrea Gironda allarga il mancino alla grande per Matteo Giacona che può mettere giù alla grande col destro. 1 contro 1 a duello, arriva rimorchio italiano, cross dentro per il Piemonte ma spazza il solito strepitoso Gennaro Pietropaolo. È già la seconda volta che l'italiano in questa ripresa trova i tempi giusti della sovrapposizione, prima non servita dal compagno, adesso invece è andato a un buon cross teso basso, respinta però dell'ottima difesa marchigiana. E allora ancora Piemonte, le Marche un po' rallentate in questo momento rispetto al primo tempo, però hanno tempo sicuramente per riprendere i grandi giri del motore del primo tempo. Ettore Giraudo sembra leggermente lungo, invece no, è perfetto il lancio per Tortorella che non riesce a mettere giù, Tortorella insiste, prova a entrare dentro l'area di rigore, Tortorella punta i marcatori, sceglie dietro, ma grandissima chiusura di Elia Morini. No, ripartono le Marche, ma altra chiusura del Piemonte, Valentini è stato perfetto ad impedire la ripartenza delle Marche. Occhio ancora Elia Morini, recupera un altro pallone, sceglie le vie centrali Elia Morini, Morelli. Uno dei pochi palloni giocati adesso da Morelli, buona comunque l'apertura qui. Buona l'apertura appunto sulla destra per Davide Ser Giacomo. Bravissimo italiano. Grandissimo italiano che prova adesso a salire, però l'assist è sicuramente molto debole. Un po' il buio qui. Stava scappando Enzo Ferrari, attenzione ora al lancio lungo, tocca Tortorella, quel poco che basta per rendere facile preda di Matteo Cabella. Ottimo alleggerimento da parte del terzino destro piemontese, ottima anche la sua prestazione in generale finora. Grande fase di spinta devo dire Carlo. Sì, molto interessante da quella parte, così come comunque si sta facendo vedere italiano da quest'altra. Allora Pauliuk allarga sulla destra, prova a partire Tortorella, c'ha campo, scambia ancora con Gironda, sceglie detto bacino, Pauliuk. Sta partendo italiano sulla sinistra, non l'ha visto però lo sceglie le vie centrali per Enzo Ferrari ma stacca di testa ancora la difesa delle Marche, prova a ripartire il Piemonte, allarga a sinistra italiano, 1 contro 1 con Ciottilli, prova a partire italiano, doppio passo, prova a passare italiano, viene trattenuto ed è calcio di punizione per Piemonte Vidia, numero di italiano. Finora il vero protagonista di questo secondo tempo, dopo l'ottimo inizio anche di Enzo Ferrari da centravanti, italiano sta cominciando ad aumentare i giri del suo ottimo motore, gamba importante per il numero 10, terzino sinistro piemontese. Vero che se manca Pauliuk, che solitamente è lui a fare queste sgroppate sulla sinistra, c'è un certo italiano che spinge, devo dire che il Piemonte è ben messo sulla corsia sinistra. Sì, bisogna dire funziona veramente bene quel duetto da quella parte, che sia difesa 5 o difesa 4, cambia poco. Allora Carlo, per ora ci sono 5 saltatori per il Piemonte, partono tutti dal secondo palo e anche da abbastanza posizione arretrata. Restano dietro, Gironda, tra l'altro. Restano dietro proprio solo i due terzini più Valentini davanti alla difesa, vediamo. Allora, sul mancino c'è Andrea Gironda, un solo uomo in barriera, sicuramente crosserà dentro. Gironda col mancino sul secondo palo, lo stacco di testa! Salva tutto con il numero 7 Pierluigi, perfetto che da sulla esterno linea. offensivo si trasforma qui in perfetto difensore, piazzato bene, probabilmente Orsini gli ha consigliato di stare lì, scelta giusta. E allora Tortorella prova a insistere col cross dentro, attenzione!
Stava andando in porta il cross di Tortorella, però è rimessa dal fondo. Orsini sulla traiettoria, ma queste sono chiaramente palle sempre insidiose anche per un estremo difensore tra i migliori di questo torneo under 17, ossia Orsini. È vero che Federico Pierluigi non ha fatto magari una chiusura da gol, ma da assist sicuramente un +1 se lo meriterebbe. Sì, è veramente una giocata importante che magari neanche ti aspetti da un attaccante, pronto sulla sua linea di porta. Allora, sta salendo Cosignani, però il passaggio era un po' arretrato, allora sceglie di tornare indietro. Cerquizzi. Molto largo di là Mangiacapre, vediamo invece viene cercato nuovamente Pierluigi. Tortorella perfetto di testa, allora ancora Piemonte. Manicone, alza la testa. Fa più facile per Ettore Giraudo che non controlla benissimo. Ettore Giraudo allarga a destra, Tortorella. C'è spazio per Tortorella. Attenzione che prova a ripartire Gironda, Gironda a piede. Palla dentro, era buona per Enzo Ferrari, ma viene murato alla grande dalla difesa delle Marche. Mangiacapre, la tiene in campo Mangiacapre, grande numero di Mangiacapre che prova a entrare dentro. Però è palla piena, protestano le Marche, ma si gioca. Grande chiusura Manicone, poi qua invece fallo di Valentini. Ci stiamo accendendo, Carlo, perché un paio di strappi ci sono. Stiamo vedendo un Piemonte che ovviamente ci crede, vuole sbloccare il prima possibile. In mezzo al campo tanta battaglia ovviamente. Altro cambio per le Marche nel mentre. Si sta preparando, Vediamo. lo stanno chiamando, il direttore di gara lo vede e segnala. Sta Fuori... per uscire Ser Giacomo. Esatto, Ser Giacomo. Esce Ser Giacomo che devo dire ha fatto una gran partita. Sì, tanta corsa, chiaramente non ha avuto modo di incidere offensivamente, però è stato presente anche lui. Chiaramente ha meno supporto da quella parte da Edoardo Ciottilli, più bloccato come detto nel primo tempo a destra. Però insomma più che sufficiente anche la prestazione del numero 11 in maglia marchigiana. Allora, caro Carlo, entra Diego Gaspari o Gaspari, che non so l'accento se è non lo giusto. possiamo ancora sapere. Esatto, gioca nell'Atletico Ascoli e ha già segnato lui, ha segnato in semifinale, quindi potrebbe essere un cliente scomodo per il Piemonte VDA. Mentre dalla super regia di Sprint Sport con Fabio Tartarotti mi viene appena annunciato che è pronto ad entrare Leone. Leone che ha già inciso dalla panchina, quindi Francesco Leone, uno dei grandi protagonisti per questo Piemonte Valle d'Aosta. adesso prova a insistere Italiano, palla per Ferrari, sceglie di andare dai centrocampisti. Mancino, Tortorella, minuto numero 12, 0-0 tra Piemonte VDA e Marche. Ricordiamo tempi da 40 minuti ovviamente in under 17. E Tempi poi eventuali supplementari. da 10 minuti ciascuno e poi eventuali calci di rigore. Esatto, non ne abbiamo ancora visti supplementari perché fino alle semifinali non erano previsti. Vediamo se in base all'andamento della gara che potrebbe suggerirlo sarà la prima volta qui per vivere veramente emozioni incredibili e in quel caso ancora di più. Assolutamente, allora adesso prova ancora a insistere Pauliuk, palla sul mancino, sceglie il destro, Italiano, può partire accentrandosi. Giro palla del Piemonte, Tortorella che sbaglia lo stop, attenzione che può ripartire le Marche. È partito Pierluigi, però torna alla grande. Perfetto Tortorella. E allora Valentini. Ha tempo per impostare. Tortorella è il più continuo direi in generale della squadra. Chiaramente. Ettore Giraudo può lanciare lungo sulla destra. Attenzione che è partito Gironda. La tiene Gironda, duello ancora con Cosignani, uno dei duelli più belli di questa partita. Tra il terzino sinistro delle Marche e l'ala destra nel Piemonte VDA. Pauliuk. Attenzione che ci pensa col mancino, però viene deviato ed è facile preda di Tommaso Orsini. Ovvio che se segnava così veniva giù tutto il Piola. Sì, diciamo che il Piola chiaramente in buona parte di fede piemontese oggi, tante scolareste come detto di Vercelli. Allora mi sa che stanno per entrare 2 cambi addirittura, perché mi segnalano da bordo campo non troppo che potrebbe essere pronto sia Carnevale per il Piemonte che Leone, prima, vero? ovviamente. Esatto, quindi Carnevale Leone. Probabile doppio cambio per il Piemonte. Vuole cambiare qualcosa, allora Frasca, che secondo me può essere in realtà soddisfatto finora di questo inizio di secondo tempo. Vediamo però che idea. Allora, sventagliata a sinistra che la mette giù alla grande con la solita tecnica. Mangiacapre. Primo corner della ripresa. Allora, Tortorella la manda in corner del primo calciangolo per le Marche, forse il quinto mi pare, non so se ho perso il conto. Sì, dovrebbe essere il quinto, esatto, sì, con ho controllato, è proprio il quinto. No, per ora pochi saltatori per le Marche, stanno salendo tutti quanti, però evidentemente è chiaro che Francesco Baldarelli, il selezionatore delle Marche, ha più paura negli eventuali contropiedi, se noti, infatti sono 4 rimasti indietro. È vero, più difensivo l'atteggiamento sulla palla inattiva. Allora, il cross dentro per le Marche, attenzione. Bene, Mancino. Mancino alla grande di testa. E poi alla fine è uscito fuori un tiro un po' debole di Federico Pierluigi.
E occhio alla ripartenza adesso. Attenzione, può ripartire il Piemonte. Allora il lancio lungo è partito alla grande. Attenzione, ma è la chiusura perfetta. Però può insistere il Piemonte, perfetto. Bravo Ciottilli qua. Perfetta la chiusura delle Marche con Edoardo Ciottilli. Gran partita. Ed ecco il doppio cambio. Ecco qua. Allora, Non se ne confermiamo accorge. che stanno per entrare Leone e... No, Fuori Leone sicuro. Manicone con il 16, quindi al suo posto Francesco Leone. Allora, Alessandro Manicone esce, entra Leone, quindi probabilmente sarà ruolo per ruolo. Adesso vediamo anche il secondo cambio, così abbiamo la certezza. No, mi sembra che stia uscendo Valentini. Sì, Valentini davanti a difesa. Un po' sorpresa Valentini, effettivamente non so se avrei tolto, stava andando bene. E Davide Carnevale entra al suo posto, quindi confermato le indiscrezioni da bordo campo. E Quindi... c'è anche un cambio a livello tattico proprio nelle pedine di Frasca, perché sceglie di mandare il mancino a sinistra, a Gironda, mentre invece Leone va a destra, e quindi adesso chiediamo conferma dalla regia, ma dovrebbero essere piedi di fascia, insomma, non più piedi invertiti sulla fase avanzata sulla linea avanzata del Piemonte. Sì, mi sembra di confermarti tutto quello che hai detto, Carlo, perché adesso però vediamo il Piemonte che prova a insistere con i nuovi subentrati. Entra in area di rigore Enzo Ferrari. Era però... ancora lui. Sì, probabilmente la scelta di Frasca più per i cross, visto che Enzo Ferrari se la può provare a giocare, se non con Pietro Paolo, quantomeno con l'altro centrale Cercuozzi. Sì, allora sicuramente Gironda si è messo sulla sinistra, perché qua lo vediamo chiaramente. Adesso intravedo forse un accenno di difesa a 3, forse. Ha cambiato qualcosa. Attenzione Sì. adesso al lancio lungo per le Marche. Italiano copre bene su Diego Gaspari. Ci scusiamo se sbagliamo l'accento di Gaspari o Gaspari, quello purtroppo... sarà veramente un dilemma infinito. Adesso altra grande chiusura di Ciottilli, Noi devo possiamo dire. chiamarlo Gaspari, così non c'è neanche la vicinanza a quel Gasparri spesso preso in giro. Esatto, allora facciamo con Gaspari e Facciamo non Gaspari, sbagliamo. Rimessa laterale, mentre per il Piemonte, che ha appena fatto 2 cambi, sono entrati Francesco Leone e Davide Carnevale. Soluzione tattica diversa per Claudio Frasca, selezionatore del Piemonte VDA. Adesso Italiano prova a inserirsi ancora, ma sbaglia il tocco. Allora ripartenza per le Marche, attenzione. Manna tocca uno dei primi suoi palloni finora. Esatto. E qua poteva partire direttamente Diego Manna, appunto uno dei suoi primi palloni, un po' eclissati in questo momento. Sì, non si è assolutamente visto, non ha avuto modo di magari venire incontro, provare qualche combinazione lì sulla tre quarti, mentre si compatta in maniera particolare il popolo dei giovanissimi piemontesi sull'altra tribuna del Piola. E allora prova a insistere ancora le Marche, palla a destra, Ciottilli. Sceglie direttamente Cercuozzi. Ciottilli. È diventato di fatto un 4-4-2 quello del Piemonte Valle d'Aosta adesso. Esatto. Davanti quindi Leone Ferrari? No, direi Giacona col 7 e appunto Ferrari. In realtà sì, Leone anche lui potrebbe Attenzione adesso agire. la ripartenza per le Marche. C'è completamente da solo a sinistra Mangiacapre entra in rigore, Mangiacapre palla sul mancino, attenzione! Contatto ma non c'è niente, pallone. Allora tante proteste per le Marche, ma c'è la ripartenza del Piemonte. Fischietto in bocca per Panariti, che però poi non fischia. Ci ha pensato, ma ha deciso alla fine di non fischiare. Attenzione adesso però, non si capisce la difesa del Piemonte. Grandissima chiusura di Pauliuk. Fenomenale, stava andando Federico Pierluigi in porta. Gran chiusura, Carlo. Sì, dicono giustamente dalla tribuna col piede di richiamo il nostro Domenico Avallone. Alle nostre spalle sono scatenati, a dir poco, devo dire. Chiaramente il tifo specialmente di chi ha seguito questi ragazzi da sempre anche nei campionati regionali. E allora occhio ad Andrea Gironda che può partire sulla sinistra, viene raddoppiato e ovviamente diventa difficile riuscire a passare. Le Marche si sono svegliate, hanno squillato alla grande alla porta del Piemonte, ma è ancora 0-0 al 19° minuto. Quindi direi Gironda, largo a sinistra sicuramente. Allora bravo Carlo che mi sposta i bigliettini Ferrari, qua. Punta chiaramente di riferimento con però vicino Giacona. Numero Perfetto. 7, vediamo Allora direi se un troverà qualche pallone in più il 7, che finora non è riuscito a farsi vedere in maniera particolare. Addirittura in realtà Enzo Ferrari a destra e Leone punta in questo momento. Vediamo adesso con i pizzini non esageriamo, però. Allora sicuramente si interscambiano, Carlo, perché se si sono scambiati fino ad adesso i giocatori, io mi immagino che Esatto, Frasca non li farà riferimenti. muovere. Esatto.
Allora, adesso prova ancora a insistere. Quindi potrebbe Cosignani. magari essere cercato poi Ferrari sul secondo palo, magari con una palla alta. Sicuramente i centimetri Cosigliani glieli lascia. Andrea Cosignani prova a lanciare lungo. Eccolo Attenzione perché Ferrari. il Piemonte può partire. Enzo Ferrari, la palla è dentro. Chiude bene ancora un certo Edoardo Ciottilli, che l'abbiamo nominato 800 volte, Sì, perché difensivamente evidentemente sta facendo una perfetto. grandissima partita. Qui Qua buona fallo di punizione. Italiano, stava provando a ripartire Diego Gaspari. Con la sua freschezza. Ferrari è andato lui a crossare, non era affatto male questo pallone. Sta mancando però l'inserimento giusto in area. Non stanno trovando quel posizionamento al centro dell'area ai ragazzi offensivi di Frasca per fare veramente male a Orsini. 0-0 ancora. Vero, vero, però potrebbe essere una chiave tattica questo movimento di Ferrari che parte da destra adesso, perché è chiaro che Francesco Leone è andato a posizionarsi al fianco di Matteo Giacona. Vediamo se forse questo non dare punti di riferimento, però occhio all'errore adesso. In difesa per le Marche. Può ripartire Gironda. Giraudo. Italiano a sinistra, ancora Gironda. Può partire sull'out sinistro. Si è spesso acceso Gironda. Palla al piede, però questa volta viene fermato. Ora riparte Gaspari. Gaspari palla a terra. Può ripartire le Marche. Attenzione. Contropiede per i marchigiani. Salta netto. Grande Eccolo Diego Manna. Manna. Se si accende Diego Manna possono essere dolori per il Piemonte Vidia. Stava per spendere il fallo probabilmente da cartellino giallo Giraudo, fortunato che Manna l'ha saltato completamente in questo caso senza poi creare azioni pericolose, però ancora lui, attenzione. Allora poi scambi veloci per le Marche, provano a inserirsi. Elia Morini sceglie però di andare indietro. Andrea Cosignani sale col mancino, un po' devo dire Attenzione troppo qui al pretenzioso, controllo però. così di Cabella. Occhio Matteo Cabella che fa passare dei momenti brutti a Claudio Frasca. Sì, un po' troppo leggero anche lui, qui l'abbiamo detto anche in fase di commento con i colleghi durante la pausa della diretta, un attimo di leggerezza, forse troppa tranquillità da parte dei centrali piemontesi che però finora reggono alla grande. Regge lo 0-0 e continua tra Piemonte e Vidia Marche, finale del torneo delle regioni Under 17, qua dal Silvio Piero di Vercelli. E allora ancora Marche, Ciottilli, prova ad andare lungo per Diego Gaspari, però chiude alla grande. Mancino, Italiano, la spizza di testa ma sbaglia. Prova a partire, attenzione, Diego Manna si è acceso, 1 contro 1, Diego Manna, palla sul destro, prova a sterzare, palla piena, allora riparte Piemonte Vidia. Situazione difficile, le Marche stanno pressando benissimo, però si libera alla grande il Piemonte, e allora occhio alla ripartenza affidata a Leone. Può andare, palla al piede Leone, c'è un po' di campo. Lancia lungo, però difficile. Qua è interessante la scelta perché tutto aperto a destra, aveva cercato invece il lato opposto per provare a sorprendere la retroguardia verde. Chiaro che però sarebbe servito veramente un passaggio all'Andres Iniesta qui per passare tra diversi uomini marchigiani. E allora ancora Cosignani che ha tempo per salire. Mangiacapre, effettivamente Mangiacapre si è un po' più spento. Sì, non si sta vedendo in questo momento il numero 10 che come sempre si abbassa per formare alla fine quasi una linea 3 in impostazione. Rimane comunque fuori dai giochi per gran parte Andrea Morelli davanti alla difesa, finora soprattutto dal punto di vista difensivo nel match, per il resto non molto chiamato in causa dai compagni. Allora Ettore Giraudo prova a ripartire il Piemonte, ancora per vie centrali, attenzione il break, possono partire i piemontesi. E ancora Andrea Gironda, duello, il cross in mezzo col mancino, ma chiude facilmente Cercuozzi. Però ancora Gironda, strepitoso. Vediamo se Tortorella ha ancora la forza di arrivare, eccolo. Tortorella ce l'ha ancora, un po' di benzina, può andare, va a contrasto. Provato a salire Francesco Leone dal suo lato. Sarà rimessa per il Piemonte Vidia. Tortorella ancora benzina, incredibile. Sì, è arrivato ancora una volta con i tempi praticamente perfetti. Bisogna però cercare probabilmente il cross più veloce in area per provare a sorprendere i finora attentissimi come Ciottilli, Cercuozzi e ovviamente capitano Pietro Paolo. Adesso ha scambiato Leone, prova il cross rasoterra al Piemonte. Però le Marche adesso sono rintanate nell'area di rigore. Prova a impostare ancora Piemonte Vidia. La palla rasoterra, attenzione ancora la palla buona, può passare il Piemonte, attenzione, col destro, alta di nulla. Primo brivido qui per Orsini. Si è scaldato Matteo Giacona.
che da posizione più accentrata rispetto a quanto era successo nel primo tempo adesso ha qualche possibilità in più di farsi vedere, un destro potente ma alto sopra la traversa difesa da Orsini. Minuto 24, palla gol per il Piemonte con Matteo Giacona che ha fucilato direttamente dal limite dell'area. Bella potenza in effetti da parte del 7. Niente da fare, però si rimane sullo 0-0 in una gara, come detto, è molto combattuta. Sì, non si riesce a scardinare veramente il meccanismo difensivo avversario, bisogna cercare qualche soluzione appunto da fuori area probabilmente per provare a trovare il gol. Allora adesso attenzione, Tortorella deve resistere Spinta al pressing netta. e la spinta mi sembrava abbastanza netta di Federico Pierluigi, calcio di punizione per il Piemonte, si dispera l'attaccante della Maceratese. Ripetiamo, già 3 gol Sì. al TDR. Ho sbagliato prima perché il gol non l'ha fatto Pierluigi, ma l'ha fatto Ser Giacomo contro il Piemonte. Sì, noi chiaramente veniamo da circa... Personalmente io ho visto 8 partite in 2 giorni, diciamo che Un velo si incrociare qualcosa è abbastanza normale. Tu Dani lo stesso, 4 partite le hai fatte, insomma. Chiaramente. Spesso tra l'altro maglie delle squadre uguali, no? Perché Vero. tutte le selezioni, a parte ovviamente il Piemonte padrone di casa, hanno avuto maglie semplicemente a tinta unita, no? Quindi il verde l'hanno indossato la Lombardia, come adesso le Marche per esempio. Chiaramente diventa difficile ricordare tutti i particolari, che però, non l'abbiamo ancora detto in questa ripresa, trovate ovviamente sulla app di Sprint Sport, unica. Chiaramente potete trovare tutti gli articoli anche delle partite precedenti sul nostro sito, sulla nostra app. Già online sicuramente anche quello della finale Under 15 vinta dalla Lombardia. Chiaramente, allora adesso però è tempo della finale Under 17. Allora ancora possesso palla per le Marche. Proviamo a scambiare rapidamente i calciatori marchigiani. Allora possesso palla ancora per le Marche. Prova a partire Carnevale, potenziale fallo, c'è il vantaggio. Però Giraudo allarga bene ma chiude alla grande Ciottilli. Edoardo Ciottilli veramente top. Adesso ripartenza per le Marche, attenzione, il break delle Marche è salito alla grande Pietro Paolo. Il numero 5, capitano delle Marche, prova a partire. Grandissima azione di Pietro Paolo che viene murato dai colleghi del Piemonte VDA, ma come è salito alla grande. Proiezione offensiva incredibile qua. Cosignani, occhio. Attenzione adesso con la Cosignani, prova a salire, la palla è buona, ha provato il destro a giro. Il neo entrato Diego Manna, palla alta. Comincia a prendersi anche lui qualche responsabilità in più, io credo il cambio esatto, vediamo se esce Giraudo in mezzo al campo. Sì, devo dire che entra Pietro Brizzi e lui è un giocatore assolutamente duttile, può fare un po' tutti i ruoli. Esce invece Gironda. Dentro dunque Brizzi. E allora Pietro Brizzi, classe 2006 del Colleretto, titolarissimo ormai, già in promozione, quindi è uno che forse a livello di presenza è quello che ne ha di più in prima squadra. Conosce insomma il gioco dei grandi già. È probabile che si andrà a posizionare sull'out sinistro. Io ho visto invece un Giraudo lì in mezzo a campo che mi sembrava stesse un po' tirando il fiato, non è riuscito poi a tornare in questo caso a dare manforte ai suoi compagni. Per fortuna del Piemonte Pietro Paolo non è riuscito a sfondare del tutto. Vedremo se avrà altre soluzioni in mediana frasca. Allora io vedo Francesco Leone che va a posizionarsi in centro, Pietro Brizzi si è messo a destra e Ferrari si è spostato a sinistra. Veramente camaleontico il Camaleon, tutti sanno fare tutto, incredibile. Tante soluzioni e non a caso è arrivato fin qui il selezionatore Frasca con i suoi straordinari ragazzi. Attenzione adesso che è partito Pauliuk, palla al piede, Pauliuk però viene murato da Ciottilli. Italiano. Con buona calma Cabella poi che addirittura potrebbe trovare un compagno, ecco lì Leone. Leone, ecco che va a fare sportellate direttamente con Mangiacapre, vince il duello e allora riparte il Piemonte con Tortorella. A terra al 10, qua super sportivo Tortorella che forse in realtà per una volta voleva tirare il fiato anche lui, quindi l'ha buttato subito È vero, fuori. e ha fatto bene, dai, giusto, sportività anche in questa finale del torneo delle regioni. Mangiacapre che è uno dei ragazzi più talentuosi di queste Marche, finito a terra e allora arrivano i soccorsi sanitari. Allora, caro Carlo, mancano pochi minuti perché ne mancano 12. Io ti chiedo, ora come ora, se mi vuoi dare un uomo partita per ambo i teams. Per ambo i teams, esatto. Allora, per quanto riguarda le Marche, io continuerei a battere su Cosignani. Chiaro. Completo. Davanti si sono abbastanza destreggiati, però non è arrivato quel guizzo, anche se Pietro Paolo rimane comunque allo stesso livello di Cosignani. Migliori due direi loro. Dal punto di vista del Piemonte mi è piaciuto molto come è entrato, anche mettendosi a disposizione centro, destra, sinistra non fa differenza, Enzo Ferrari.
Dopodiché direi che forse quello che si merita qualcosa in più, oltre al solito Pauliuk, è Italiano lì sulla sinistra. No, beh, ovviamente poi Tortorella. Diciamo nel Piemonte ci sono tanti, forse Tortorella alla fine meriterebbe qualcosa in più finora. E pensa a te, ti do questa chicca su Tortorella, che tra Mm. l'altro è stato il primissimo convocato per la selezione del Piemonte La VDA. Perché, sicurezza assoluta, quindi. esatto, lui è andato a fare un torneo amichevole con una selezione sperimentale in verità che era tra 2007 e 2006, ha giocato talmente bene che alla fine è stato convocato per prima dei suoi compagni, quindi devo dire che Tortorella si sta guadagnando la pagnotta alla grande. Giocatore della Pro Eureka Settimo, una delle società più in crescita, che sta anche mettendo a posto tutti i suoi impianti per crescere ulteriormente e puntare forse magari un giorno addirittura alla Serie D, perché no? Esatto, adesso però attenzione alle Marche che possono ripartire ancora con Diego Manna che decide di allargare a destra. Ci sono in due calciatori, ma Italiano chiude bene. Attenzione, allarga ancora a destra, è salito Ciottilli a duello con Italiano, 1 contro 1. Ciottilli sceglie la sovrapposizione di Morini. Morini però torna indietro, attenzione a rimorchio. La palla è buona per il destro, murato di Morelli. Allora riparte il Piemonte, attenzione al contropiede del Piemonte VDA. È partito Enzo Ferrari, può mandare dentro, attenzione che lo salta netto, ma quel poco in là era fuori gioco, infatti. Matteo Giacona era offside. Sì, aveva toccato comunque con troppa potenza, quindi il pallone sarebbe verosimilmente finito fuori a prescindere, però c'era ancora una volta quel centimetro di troppo che, così come nel primo tempo per il gol annullato a Manfredi, non vale ancora il vantaggio dei padroni di casa. Devo dire che si muovono bene con la linea i ragazzi marchigiani. Sì, 2 volte hanno di fatto intrappolato gli avanti piemontesi. E allora riparte ancora le Marche. Cosignani, designato come uno degli uomini in partita dal buon Carlo Ferrero, qua seduto vicino a me. Riparte ancora le Marche. Attenzione, adesso prende una pallonata in faccia Edoardo Ciottilli, che volevo dire era il mio candidato a uomo partita. Adesso ha preso una bella pallonata Sì, in anche faccia. lui presentissimo comunque, bisogna dirlo. Chiaramente le retroguardie l'hanno fatta da padrona. Chiaro, bellissima prestazione da entrambe le difese, sia le Marche che il Piemonte VDA. Allora Carlo, io ti faccio un'altra domanda in questo lieve momento di pausa, se poi riprendiamo, se si accende la partita, forse adesso potenziale contropiede per il Piemonte, te la rifaccio dopo la domanda. Altro fuorigioco. Fuori gioco, allora te la faccio subito Carlo. Se tu fossi nelle menti di Baldarelli e Frasca, hai paura dei supplementari? Ma è chiaro che tutti vogliono sempre sbloccarla in fretta, diciamo che sarebbe comunque un'esperienza nuova quella dei supplementari. Chiaro. Non si è mai andati oltre i tempi di recupero. È chiaro che più vai avanti più sale la tensione. Secondo me c'è da aver paura sempre di più dei tiri dal dischetto, perché perderla lì è sempre il modo più brutto, no? Perché senti di essere arrivato veramente oltre le tue possibilità e poi dovertela giocare in una batteria con magari dei ragazzi che veramente sono la loro prima finale importante, così importante sicuramente della diciamo carriera, non è sicuramente quello che vorresti. E allora sarà difficile, spero per loro che magari finisca prima, però noi magari ci divertiamo un po' di più con dei Beh, per noi supplementari. chiaramente. Attenzione, adesso spazza male Cabella, però Mano. gli va bene perché c'è un fallo di mano da parte di Diego Manna. Bisogna dire, appunto, sì, noi ci potremmo anche divertire, però il Piemonte rimane il Piemonte, non abbiamo paura di dirlo, insomma, in quanto sprint e sport. È ovvio che Dopo la vittoria della Lombardia di prima vorremmo cercare almeno di pareggiare il conteggio, no? Chiaro, Poi ci sarà ovviamente la super femminile lombarda nel pomeriggio, però. Assolutamente, siamo comunque molto felici di commentare le Esatto. Marche in questo momento perché sono veramente una grandissima squadra. Attenzione adesso il duello, va di testa, rischia, ma non troppo neanche. Jacopo Cercuozzi, che ho detto prima, uno dei meno utilizzati, ma sta facendo una partita fenomenale. Sì, devo dire, nonostante il fisico prorompente, comunque sempre pronto anche a scappare via in velocità. Qua buon tocco dietro per servire il suo portiere e evitare qualunque tipo di patema. Allora, la mia fenomenale regia alle spalle mi sta cinguettando un possibile cambio delle Marche in questo momento. Quindi infatti c'è quindi movimento. informazioni non soltanto sui padroni di casa, attenzione, niente da fare qua però. Sì, perché vedo movimento, effettivamente stanno parlando con un ragazzo che è pronto a subentrare. Potrebbe essere Xaferbeu. Potrebbe Vediamo se ho essere visto Xaferbeu, bene. potrebbe essere anche un'arma perché lui è attaccante, quindi è chiara l'intenzione da parte delle Marche di provare a dare un po' di pesantore al reparto offensivo. Adesso lancio lungo, chiude ancora il solito, incredibile, Pietro Paolo. Adesso lo sceglie ancora il Piemonte, prova ad andare per vie centrali, prova il numero, attenzione che si è inserito Ettore Giraudo, ma chiude bene. Ha rischiato qua le Marche, però ha difeso alla grande. Passa lì, no? Ha difeso alla grande.
Prova a insistere ancora Piemonte Vidia. Lo recupera palla alle Marche. Vediamo se Morini adesso prova a prendersi qualche responsabilità lì in mezzo. Potrebbe, perché comunque la personalità ce l'ha per andare avanti. Quel mancino lì non si è visto neanche nella semifinale, si è visto abbastanza. Secondo me avrebbe delle qualità in più per entrare dentro il campo, niente da fare finora. Così come Morelli, effettivamente ha toccato pochi palloni, un po' meglio nel secondo tempo, nel primo proprio eclissato. Adesso può partire, ancora Mangiacapre che prova a partire grande, percussione. Mancino molto bene. Ma c'è un certo Mancino che chiude Mangiacapre. Poi vuole Allora, portare per mano la sua squadra in avanti, subisce anche un buon fallo, forse il primo cartellino sì. sventolato, no. Primo no. cartellino giallo, anzi no. Direi direzione da parte della Terna ai Panariti di Torino perfetta fino ad ora. Ecco il cambio ed è proprio Xaferbeu, l'abbiamo beccato. Perfetto Carlo, devo dire. Allora, le indiscrezioni della regia alle nostre spalle sono state perfette. Allora, esce Morini invece, Elia ecco. Morini, quindi un cambio chiaramente offensivo. Sì, non ha convinto Baldarelli, io devo dire, sono d'accordo, bisogna prendersi più responsabilità in quel tipo di ruolo, anche i compagni probabilmente avrebbero voluto cercarlo di più, comunque prestazione anche la sua direi, se non completamente sufficiente, poco sotto. Elia Morini fuori, quindi dentro Xaferbeu col 20. Allora, Xaferbeu col 20, attaccante del Delfino Fano, quindi quinta presenza al torneo delle regioni, non le ha giocate tutte, le ha giocate tutte meno una, esattamente. Vedremo se riuscirà a incidere. Allora, prova a ripartire il Piemonte Vidia. Probabilmente a specchio adesso, 4-4-2 contro 4-4-2 con Mangiacapre a fare da secondo mediano, Esatto. vicino al numero 4 Morelli. Quindi Xaferbeu si è messo sull'out destro o sinistro? Sinistro, sì, sinistro, con invece Gaspari o Gaspari, continuiamo con questo dilemma sulla destra, e poi Manna a dare manforte a Pierluigi lì davanti. E allora è giusto fare mettersi a specchio. Tra l'altro c'è altro movimento, Carlo, c'è altro movimento per il Piemonte, è pronto a entrare Cotroneo. Attenzione. Probabilmente fuori Giraudo, quindi la regia perfetta, devo dire, alle nostre spalle. Informazioni che salutiamo. Addirittura prima del tabellino live abbiamo le informazioni qua in diretta con i nostri super ragazzi di Sprint e Sport. Dietro di me Fabio Tartarotti, Francesco Abbona, Domenico Vallone, Denni Ciracci, Francesco Soccavo, Luca Mette Baccaglini. attenzione, il lancio lungo è buono per il Piemonte, prova il tocco sotto, si gioca ancora ed è calcio d'angolo. Che occasione! Allora, mentre tu stavi elogiando i ragazzi di Sprint e Sport, Francesco Leone ha fatto ha dato una palla perfetta a Carnevale, che si è inserito, ha provato a fare lo scavetto, abbiamo già visto gli scavetti ieri, ha provato ad andare a Tommaso Orsini, alla fine batte il calcio d'angolo, prova il colpo di testa, la palla rimane lì, attenzione al gol del Piemonte, il gol del Piemonte, e Leone, ancora lui, il Leone in gabbia, esce fuori e azzanna le Marche ed è 1-0 per il Piemonte Vidia. Francesco Leone in mischia, arriva la zampata ed è 1-0. Da quanto so, sui social aveva chiesto di non dire più il ruggito del leone, ma questa volta si ruggisce Francesco Leone, il ragazzo della Seasport, l'anno scorso ancora ai provinciali se non sbaglio, me lo confermano, quest'anno invece ai regionali con la scuola calcio Juventus bianconera, ed è 1-0. È una storia incredibile quella di Francesco Leone, che è il più piccolo della sua selezione perché è l'unico 2007 in campo e potrebbe essere il suo, il gol scudetto. Ed è un momento incredibile per andare in vantaggio perché mancano meno di 5 minuti, meglio di adesso veramente è difficile fare per la selezione di Frasca. 1-0 neanche 5 minuti dalla fine. Francesco Leone, uno dei cambi scelti dal selezionatore del Piemonte Valle d'Aosta, un gol che può valere veramente qualcosa di incredibile per dei ragazzi che ci hanno fatto sognare finora. Un gol che pesa, adesso sta zoppicando perché probabilmente ha dato tutto anche nell'esultanza. Francesco Leone, lui che è entrato dalla panchina, spesso è subentrato e ancora una volta, caro Carlo, è decisivo. Così come pronto Cotroneo, credo per Giraudo. Se vedo Cotroneo, bene, Giraudo. sì, numero 8, quindi dentro Cotroneo e fuori Giraudo. E allora adesso è chiaro che cambia tutto, perché probabilmente io mi aspetto anche dei cambi da parte delle Marche in questo momento. E Tortorella, guarda, va addirittura in mezzo al campo, veramente un giocatore polivalente. Terzino destro Cotroneo, che quindi prende il posto proprio di Tortorella, che avanza un po' di più. Rimane il 4-4-2 del nostro Piemonte, così come attualmente un 4-4-2, quello che dovrà essere però ancora più offensivo per le Marche, che adesso devono recuperare lo svantaggio. E allora le Marche avranno pochi minuti per provare a ribaltare, ovviamente compreso il recupero, però il Piemonte ormai è sulle ali dell'entusiasmo e prova a ripartire per chiuderla questa partita. Lancio per Enzo Ferrari sulla sinistra, va a duello direttamente col difensore delle Marche, Enzo Ferrari, palla sul destro, sceglie la soluzione corta, prova ad andare Carnevale, prova a insistere, allora allarga a destra, ancora Piemonte, ha solo Piemonte VDA in questo momento.
1 contro 1. Insiste col mancino, ma viene murato alla grande da Cosignani. Prova a ripartire le Marche, ma insiste Tortorella, eterno Tortorella che insiste in area di rigore. Tortorella! È mancato Enzo Ferrari lì sul secondo palo, chiaramente aveva pochissimo tempo di reazione. C'era però forse un fallo precedente. Tortorella è eterno, ma quanti polmoni ha, Carlo? Quella duttilità straordinaria anche di farsi valere in mezzo al campo. Fisico, velocità, veramente un giocatore fondamentale. Non a caso, come hai detto tu, il primo convocato di questa selezione, che è a un passo adesso dalla vittoria, ma non vogliamo sicuramente portare nessun tipo di sfortuna alla nostra squadra. Il Piemonte VDA dista 1 minuto più recupero dallo scudetto. L'abbiamo detto con tutte le selezioni e con coraggio lo facciamo anche per questo Piemonte Valle d'Aosta. E manca da tanto questo scudetto. Adesso prova a insistere però le Marche, perché c'è ancora qualche minuto. Il Piemonte è sopra e manca un minuto comunque. Adesso prova il cross dentro, però le Marche sono vive. Allora rilancia il Piemonte, prova a sventare. Ancora Leone, Francesco benissimo. Leone che lancia lungo, ma c'è un super Cerquozzi. Guadagna un fallo le Marche. Su Pietro Paolo, qui Tortorella. Troppa foga. Troppa foga, Carlo, sì. Adesso c'è poco tempo perché sta per iniziare il recupero. Presto verrà annunciato. Tra l'altro manca veramente poco. Le Marche, l'ultima volta che hanno vinto lo scudetto allievi, 4 minuti di recupero nel mentre. L'ultima volta che lo scudetto è andato alle Marche per gli allievi è stato il 1968, per il Piemonte invece 1969. Quindi fai il calcolo di quanti anni sono che il Piemonte non festeggia uno scudetto under 17. Se non sbaglio sarebbero 54. E sono 54, ce lo dicono anche dalla regia. Però Il volevo nostro farlo dire a te. Danny Ciraci, anche lui molto prezioso in telecronaca ieri a Vinovo. Però non è finita le Marche, provano a insistere, adesso sta salendo con tutte le energie rimaste Pietro Paolo col mancino, La tiene ancora lì Cabella, ma straordinario. Cabella riesce a prendersi anche un piccolo spazio lui con una parata sicura e pulita in 2 tempi. E si prende però anche quasi degli insulti dal suo selezionatore Frasca per il rilancio non perfetto prima. Qua alza un campanile veramente alto. Allora prova ad andare a staccare di testa Enzo Ferrari, ma ci arriva prima Ciottilli. Ancora palla per Carnevale, prova a insistere Enzo Ferrari, il Piemonte VDA è vicinissimo allo scudetto. Prova ad andare Enzo Ferrari sull'out sinistro, ma può tenerla vicino alla bandierina. Prova a tenerla vicino alla bandierina Enzo Ferrari e si guadagna anche. Invece Anzi no, perché la tocca per ultimo. S'allacciano un po' Enzo Ferrari e Ciottilli. Sembra di Ciottili l'ultimo tocco, in effetti qua però il direttore di gara, il signor Panariti di Torino, dice rimessa Marche che devono impostare dal basso. Prova a insistere ancora le Marche, c'è il pressing asfissiante del Piemonte che vuole provarla a chiudere, però le Marche sono vive. E allora riparte Cosignani. Provano a salire tutti, attenzione al retropassaggio rischiosissimo. Pietro Paolo prova ad avanzare, ha la gamba, le ultime energie, però Cavaglio delle Marche. Ancora palla sull'out destro, Gaspari, sale Ciottilli, prova in scivolata a crossare, ma non ce n'è. Non c'è tocco d'italiano. Rimessa al fondo per il Piemonte, mancano pochissimi minuti alla fine. Adesso tensione al massimo sugli spalti anche. 2 minuti e poco più ed è finita. Il Piemonte sta vincendo 1-0 sulle Marche. Gol di Francesco Leone. Adesso provano a insistere ancora il Piemonte. Buona la palla, prova ad andare ancora in porta il Piemonte. Scambio veloce, prova ad andare Giacona. C'è la sovrapposizione, ancora insiste il Piemonte, attenzione, può chiuderla così il Piemonte VDA. C'è Tortorella a rimorchio, sceglie ancora di andare più indietro dall'appena entrato Cotroneo. Prova ancora a insistere il Piemonte VDA. Pochi minuti, pochi secondi. Attenzione il cross dentro, ma nessuno ci crede, allora è facile preda per Orsini che può rilanciare lungo. Tutta in avanti le Marche, ma chiude ancora Pauliuk. Pauliuk straordinario anche in questo colpo di testa. C'è poco tempo, la sventagliata a sinistra, possono salire ancora le Marche. Saferbeu di là. Saferbeu, però viene chiuso, murato da Cotroneo che ha giocato pochi minuti ma ha interpretato alla grande il ruolo. Brizzi, Mancino, può far passare i secondi. Cercato ancora Leone. Mancino, Trovato Giacona. Giacona. Si sta liberando, attenzione al contropiede. 1 contro 1, ma esce alla grande Tommaso Orsini. Ultimo baluardo delle Tortorella. Marche. Insiste ancora Piemonte VDA, c'è spazio per l'ultimo attacco per chiuderla. Palla dentro. Meno di un minuto adesso. Meno di un minuto per le Marche per pareggiarla. Ultima azione per le Marche. Prova a insistere, palla al piede.
Occhio a Manna. Morelli, occhio a Manna. Palla ancora buona per le Marche. Tacco, attenzione, il cross dentro. Tutto semplice Tutto per Cabella semplice. che blocca. Poi Matteo rischia anche un Cabella. attimo su Pietro Paolo che però l'aveva attaccato in modo irregolare. Palla allora- in banca adesso, ultimi 30 secondi. Vediamo se si andrà ancora oltre o basteranno i 4 di recupero assegnati da Panariti. E allora Matteo Cabella può andare al rilancio lungo. Col mancino. Colpo di testa, mancano pochissimi secondi alla fine. 10 secondi, ultima azione per le Marche. Lancio lungo. Mancino va dietro la tiene e Cotroneo. la tiene Cotroneo e E va se ne va, Cotroneo, palla al straordinario. piede, la tiene Cotroneo ed è finita, Finita. è finita, Piemonte Vidia, La gioia di campione Frasca. d'Italia con l'Under 17, il torneo delle regioni e per i padroni di casa di Claudio Frasca, campione d'Italia, 1-0 sulle Marche ed è un'emozione incredibile per il Piemonte Vidia. Partita più bloccata questa Dani, ma le emozioni non sono certo mancate, soprattutto per questo Piemonte che alla fine la porta a casa, la sblocca nel momento più importante, a 5 dalla fine. Leone, ragazzo della Sisport, il più giovane di questa selezione, l'anno scorso ancora nei campionati provinciali torinesi. Straordinario questo Piemonte che veramente si merita questo successo. È una festa pazzesca, Carlo, una festa pazzesca, si stanno abbracciando tutti in campo, ci sono tutti in campo, fotografi, video, tutto, il Piemonte campione d'Italia, 54 anni dopo, una vita dopo, Erano 54 anni. Erano 54 anni che il Piemonte Vidia aspettava questo momento e alla fine è arrivato, è arrivato. Piemonte Vidia campione d'Italia con l'Under 17, Carlo. La mucchiata lì per terra con i nostri Gerolamo Cassarà, Mimmo Avallone, Benetto Bonfatti, Giulia Manfredi, tutti sul campo per il nostro straordinario sprint e sport. È stato veramente un piacere enorme commentare queste emozioni finite oggi per l'unica selezione piemontese rimasta in gara nel modo migliore, la vittoria, lo scudetto, il titolo italiano per la selezione regionale Under 17 piemontese. E io mi sento di dire chiedete scusa a Claudio Frasca perché è stato il più criticato dall'inizio del torneo e ora è lui a essere campione d'Italia. Una frase che riecheggiava già nella nostra redazione negli scorsi giorni, oggi più che mai, veramente. Scusa Claudio perché secondo noi siamo stati un pochino troppo cattivi con te perché veramente hai tirato fuori un'impresa memorabile. Però adesso Claudio devo dire che ti puoi prendere tutto lo spazio che vuoi perché sei campione d'Italia. Ve lo ricordiamo ragazzi, i 2006, escluso Leone, Uomo Partita 2007, l'Under 17 del Piemonte VDA è campione d'Italia. Batte le Marche 1-0 in finale ed è un tripudio totale dei biancocrociati. E non può che essere Leone a questo punto il migliore in campo, l'ha sbloccata lui da subentrato. Hanno giocato benissimo in tanti, Tortorella se dobbiamo dirne uno su tutti probabilmente, però il gol di Leone ragazzi è un gol che ricorderemo per magari altri 50 anni per quanto riguarda l'Under 17. È vero, lo ricorderanno i posteri quando poi ci saranno quelli della nostra età che saranno i vecchietti che gireranno per i campi, che ricorderanno io ho visto il Piemonte ero a Under Vercelli, 17, ero al Silvio ero Pioli. a Vercelli nel 2023 a commentare il Piemonte VDA campione d'Italia contro le Marche, un'emozione incredibile e devo dire anche però complimenti alle Marche perché è una beffa per 2 anni di fila, 2019-2023 perdono in finale, però un applauso infinito ai ragazzi delle Marche che sono arrivati fino in fondo, un po' a sorpresa, ma bravo Francesco Baldarelli, bravo tutto lo staff. Sì, una selezione veramente straordinaria che adesso si prende anche gli abbracci da parte di Luciano Loparco. Si saluta Luciano Loparco, selezionatore dell'Under 19 che è stato purtroppo il primo a uscire da questo torneo delle regioni. Però l'Under 17 è campione e va a festeggiare dall'altra parte della tribuna dove c'erano tanti tifosi arrivati, tanti tifosi così come ce ne sono tanti qua. Il Piemonte VDA è campione. Straordinario. E infatti sta urlando Mancino a Frasca, Frasca non vince e ovviamente è ironia perché Frasca ha vinto invece. Ha veramente invertito il suo destino che finora era stato anche beffardo se vogliamo. Cristian Mancino invece l'assoluto trascinatore emotivo di questa squadra, l'abbiamo visto spesso anche con i nostri reel su Instagram, sempre a incitare i suoi anche in maniera scherzosa, ma poi sul campo, sul pezzo, sempre a guidare con una sicurezza assoluta insieme ovviamente al compagno di reparto Pauliuk, uno degli altri super protagonisti di questa selezione, veramente una squadra emozionante e direi pochissimo. E devo dire che sarà contento anche Mauro Foschia perché si è impegnato tantissimo il presidente dell'ND Piemonte VDA per organizzare questo torneo delle regioni e infatti è lì già in prima fila ad abbracciare i ragazzi del Piemonte VDA campioni d'Italia con l'Under 17 di Claudio Frasca
però adesso il doveroso applauso è anche alle Marche, perché le Marche sono arrivate in finale, sono vice campioni d'Italia per la seconda edizione consecutiva, quindi un enorme applauso alle Marche, oltre che al Piemonte VDA, e qua dietro è scattata anche la festa con i colleghi di Sprint Sport. Di uno dei colleghi che forse conosce meglio l'Under 17, un commento al volo da super emozionato. Meritato, una finale che ha rispecchiato un po' tutto il torneo, siamo stati fantastici e bravi a colpire nelle occasioni che abbiamo avuto, veramente meritato. Scusa Claudio anche da parte mia se abbiamo fatto la top 11 degli esclusi, ma hai avuto ragione tu e lo hai dimostrato oggi. Ha avuto ragione Claudio Frasca, dobbiamo dirlo tutti quanti, perché adesso si stanno abbracciando anche tra di noi, ci abbracciamo anche tra di noi di Sprint e Sport. Ho visto un abbraccio tra Fabio Tartarotti e Benedetto Bonfatti, perché è un'emozione unica, è un'emozione perché ragazzi, è chiaro, noi eravamo in telecronaca, è giusto così, ma ci sono dei ragazzi che hanno seguito questa selezione dall'inizio alla fine e sentivano tantissimo questa partita. Veramente è stata un'emozione unica e un'emozione anche per i giornalisti che raccontano questa partita. In particolare proprio Francesco Abona, che ringraziamo per il commento, lui che l'Under 17 la conosce veramente benissimo, a bordo campo insieme ad Alessandro Gallo, Fabio Tartarotti, proprio lui aveva scritto il pezzo sugli esclusi di Frasca, chiaramente ha già avuto modo di chiedergli scusa sul campo. Tutto pronto adesso per le premiazioni? Tutto pronto per le premiazioni, chiaramente verranno premiati prima la terna arbitrale, che sono stati perfetti, perché spesso e volentieri sai cos'è? Si parla dei giocatori, ma mai degli arbitri, mai delle terne se non in negativo, e questa volta Panariti di Torino, Manni di Novara e Pongan di Biella vanno tutti e tre, fatto un lungo applauso perché hanno diretto la gara alla grande. Passaggio di onore per loro. Lo farà poi anche la selezione marchigiana, che ricordiamo: Orsini, Ciottilli, Cosignani, Morelli, Pietro Paolo, Pierluigi, Mangiacapre, Sergiacomo, Cercuozzi, Corrado e tutti i ragazzi entrati in campo, Xaverbeu, Manna, e non vogliamo ovviamente dimenticare Gaspari. Chiaramente, allora io Carlo ribadisco, i voti non li diamo noi sull'app di Sprint Sport, però a questi ragazzi va fatto un applauso infinito, perché le Marche meritano un applauso infinito per essere arrivati in finale. A loro c'erano e non c'erano selezioni molto più forti sulla carta come il Lazio, come la Lombardia, e invece c'erano le Marche contro il Piemonte. Verissimo, infatti applauso sentito anche dal Silvio Piola qui. Eccola adesso la passerella per i marchigiani in maglia verde. E primo di tutti con orgoglio è andato Gennaro Pietro Paolo, che è andato a chiamare anche i suoi ragazzi: ragazzi venite, perché dobbiamo prenderci questa medaglia, perché qua è chiaro, questa medaglia magari qualcuno se la sta togliendo, ma meritano di tenerla al collo, perché è un orgoglio essere arrivati comunque secondi a questo torneo. Verissimo, un percorso che anche noi stessi non dimenticheremo, perché è stata veramente una grandissima selezione. Intanto il nostro Gabriele Mannina annuncia ufficialmente la selezione piemontese valdostana, nome per nome. Ed esulta Cristian Mancino, è chiaramente l'uomo spogliatoio in questo momento. Stanno esultando tutti. Chiama tutti a sé, poi sarà lui ad alzare la coppa, ma credo la condividerà nel modo migliore con i compagni. Un ragazzo veramente dal cuore enorme, una selezione che di cuore ne ha avuto veramente tantissimo. Chiaramente, adesso stanno premiando in questo momento le Marche, perché è giusto premiarle le Marche, ripetiamo, con Giancarlo Abete. Adesso l'urlo di gioia del Piemonte VDA, che va a prendersi prima le medaglie e poi il trofeo. Con ovviamente il presidente LND Giancarlo Abete, poi anche Cristian Mossino e Mauro Fosca per quanto riguarda la parte piemontese. Ecco le medaglie, primo ovviamente il Cup. E come non può essere primo, perché guarda con quale orgoglio va a prendersi questa meritata medaglia, con quale orgoglio Mauro Fosca, che noi salutiamo da qua, magari ci riascolterà dopo, sta dando queste medaglie. Chiaramente la sentite più di tutti, il Prez. Tra l'altro seconda vittoria per il Piemonte, perché ricordiamolo, ha vinto anche gli Sports il Piemonte. È vero, è una parte che non abbiamo cavalcato molto nelle nostre telecronache, ma anche gli articoli sugli esports da parte di Luca Baccaglini potete trovarli tutti ovviamente sull'applicazione e sul sito di Sprint. Chiaramente, quindi secondo titolo per il Piemonte, devo dire terzo titolo per Sprint Sport, perché ha vinto la Lombardia prima, ha vinto il Piemonte, quindi siamo a 3 su 3.
in questo momento. È vero, noi della redazione piemontese lombardo ovviamente molto molto orgogliosi di questo. Vedremo se poi le ragazze invece dell'Under 23 femminile saranno in grado di completare la loro opera finora praticamente perfetta. Però adesso è il momento, Carlo, è il momento più bello, perché è il momento più iconico chiaramente. Si danno le medaglie, si dà l'applauso meritato alle Marche, si dà l'applauso meritato a Francesco Baldarelli che ha guidato una squadra molto forte, tatticamente e tecnicamente. Però adesso il momento è chiaro che è tutto per loro. È tutto, per un certo, è tutto per un certo Cristian Mancino. Medaglie lì tra l'altro davanti. anche a tutto il resto dello staff che possiamo velocemente Citiamo al sciorinare. volo ovviamente al solito Claudio Frasca, Enrico Giaca, dirigente responsabile, Marco Pizzato, vice allenatore, Massimo Capricci, medico fiduciario e Tiziano Cattaneo, fisioterapista. Un applauso anche a loro. E Giusto adesso nominare alzala al cielo, Cristian Mancino, alzala al cielo perché Piemonte Vidia è campione d'Italia dopo quanti anni? 54 E allora 54 anni dopo, e il lo diciamo Piemonte ancora, Vidia, era 54 anni. 54 anni. Però adesso stanno rimandando il momento. Portano la perché coppa prima in alta, prima foto anche con Giancarlo Abete. non vedevano più l'ora di alzarla. Vediamo il però. nostro Bonfatti che sicuramente avrà ritardato lui le operazioni. Esatto, allora sarà un qualcosa più di rito, evidentemente. Col tabellone, sta arrivando l'urlo, è pronto l'urlo per il Piemonte Vidia, che torna sul tetto d'Italia, 54 anni dopo. E allora Eccolo. Mauro Foschia consegna la coppa a Cristian Mancino, perché oggi il Piemonte è campione d'Italia per l'Under 17 del torneo delle regioni. Piemonte Vidia campione d'Italia e bravi tutti. E partono allora le esultanze in campo, finiscono invece i nostri commenti dalla straordinaria tribuna del Silvio Piola. Grazie mille Dani Moccia, perché veramente è stato un enorme piacere, un divertimento assoluto aiutarti in questa ultima telecronaca. Grazie ancora. È stato un onore Carlo, grazie a voi e grazie anche alla regia che ci ha assistito. Un caro saluto a tutti quanti e vi invito a rimanere sintonizzati per Under 19 e femminile, le altre due finali di oggi. Ciao a tutti!